buongiorno, ben ritrovati alla nostra prima edizione anche oggi per stare insieme e raccontarvi i fatti del territorio. Vi ricordo che oggi è martedì, peraltro, intanto buon martedì, e quindi è il giorno in cui c'è l'appuntamento con l'approfondimento dalle 13:30 con l'ULSS 2, puntata da non perdere con Alice Montagnier, perché parleremo di vaccinazioni in età adulte, in età adolescenziale, in età pediatrica. Quindi dalle 13:30 poi parleremo proprio di vaccinazioni e di vaccini, evidentemente non soltanto di vaccinazioni Covid. Tante le notizie di cronaca, tanti gli approfondimenti. Vi do subito però un aggiornamento di cronaca molto veloce e poi andiamo dal nostro primo ospite, perché c'è un macabro, davvero terribile ritrovamento di queste ore nelle acque del Po. Siamo ad Occhiobello, frazione Santa Maria Maddalena, nell'argine del Po. È stato ritrovato un borsone, la siccità di questi giorni ovviamente ha facilitato questo ritrovamento, un borsone con all'interno il corpo in avanzato stato di decomposizione, ritrovato ieri pomeriggio, ma solo adesso si è esattamente esaminato l'interno di questo borsone, perché all'interno del borsone è stato trovato un tronco umano molto probabilmente appartenente a una donna, la cui identità evidentemente non è ancora accertata, e quindi di una donna presumibilmente fatta a pezzi. Il fatto che fosse all'interno di un borsone questo corpo mutilato ha fatto già scattare in partenza l'ipotesi evidentemente di un incidente. Ignota, come dicevamo, l'identità della salma della donna ritrovata appunto dai vigili del fuoco, recuperata dai vigili del fuoco. Ci sono i carabinieri ovviamente che stanno iniziando le indagini non semplici. Servirà innanzitutto l'esame del DNA per dare un volto e un nome al cadavere. L'ipotesi investigativa chiaramente inizialmente è quella dell'omicidio. Di fatto si parte da zero indizi, se non appunto questo macabro ritrovamento. Un corpo dunque mutilato di una donna all'interno di un borsone, quindi presumibilmente lanciato nel Po. Non si sa nemmeno a che altezza del Po, e probabilmente poi è arrivato nella zona di Occhiobello. Questa è dunque la notizia di cronaca di apertura. Vi daremo ovviamente aggiornamenti se ne avremo nel corso della prima edizione. Anche oggi affronteremo il tema del rincaro energia, caro materie prime, caro gas. Ieri parole forti anche del presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, a ring nei confronti del governo. Sappiamo che questi rincari investono tanti settori, anche quello della ristorazione, anche quello degli esercenti. Allora saluto e ringrazio Andrea Penzo Aiello, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Presidente di Veneto Imprese Unite. Io partirei proprio da qui per fare un po' lo stato dell'arte del mondo degli esercenti, non solo trevigiani, perché sappiamo che Veneto Imprese Unite abbraccia anche altre province. È un tema forte, l'abbiamo visto in tanti settori, anche nel vostro. Come sta andando e le richieste insomma, che fate alle istituzioni? Sì, guardi, proprio questa mattina mi è capitato di parlare con un imprenditore che ha svariate lavanderie a secco, per dire un settore di cui spesso non si parla, che si è visto più che raddoppiare il costo del metano nel giro di 4 mesi, arrivando a avere bollette per ogni punto vendita da 2.000 fino a quasi 7.000 euro, quindi ormai triplicato per il metano. E questo spaventa perché in questo momento in cui il lavoro per molti sta effettivamente ripartendo e quindi da una parte potrebbe dare quasi l'impressione di essere un po' usciti da quello che potrebbe essere esatto il periodo più buio, dall'altra però nonostante un lavoro quasi tornato a regime per molti, seppur non per tutti, c'è dall'altra parte appunto un aumento dei costi, soprattutto delle materie prime energetiche, ma anche delle materie prime con cui poi lavoriamo, che rende poi misero quello che può rimanere in tasca ad un'azienda, considerando poi che appunto tutto l'utile che viene prodotto adesso deve essere impiegato per adempiere a tutte quelle tassazioni, oneri che avevamo magari sospeso negli anni del Covid. Abbiamo ricevuto poche settimane fa, ad esempio, le prime rate dell'IVA che non avevamo pagato nei mesi scorsi, quelle maturate appunto nell'ultimo trimestre del 2021. Stanno ricominciando per quanto riguarda bar e ristoranti i pagamenti della COSAP, del suolo pubblico dei plateatici. Quindi ci troviamo da una parte a essere un po' più sereni perché appunto si vede soprattutto nelle grandi città
capoluogo delle province, che i turisti stanno tornando, che la gente ricomincia a uscire, che se ci sono delle manifestazioni ben strutturate, che siano sportive, che siano artistiche, la gente torna ad frequentare i nostri centri cittadini. Dall'altra però tutto quello che viene guadagnato in più finisce subito nelle casse o dello Stato o appunto dei comuni con il suolo pubblico. C'è chi aveva qualche affitto sospeso che sta ricominciando a pagarlo, quindi da una parte è bene che si torna a lavorare, dall'altra però le spese sono schizzate alle stelle e molto spesso aprire e lavorare in questo momento diventa per assurdo antieconomico. Ecco, la questione plateatici è diversa da città a città, anche come quanto avete ottenuto, ma è un altro elemento, insomma, da non sottovalutare. Sì, noi abbiamo visto, appunto, avendo esercenti un po' in tutta la regione, che ogni comune ha un po' adottato una politica diversa in base anche a quante disponibilità effettivamente aveva nelle casse, perché adesso tutto quello che viene concesso dal 1° aprile in poi il comune dovrà poi affrontare l'ammanco con le proprie finanze. Quindi andiamo da Treviso, dove ad esempio si è deciso di investire in promozione turistica, in eventi, e piuttosto dare semplicemente una dilazione del pagamento un po' più lunga, senza penali, 30 giorni appunto a marzo si potrà pagare senza penali. Ad esempio invece Vicenza, il comune forse più virtuoso del Veneto, che ha concesso nonostante tutto per i 9 mesi restanti del 2022 un taglio del 50% della tassa del suolo pubblico, oltre un ulteriore sconto del 5% per chi paga in rata unica già nel mese di aprile. E nel mezzo ci sono tante differenze, tipo ad esempio Padova, che ancora spera in un nuovo intervento statale, ha concesso, se non ricordo male, fino a luglio come tempo per adeguare i pagamenti, proprio perché qualora intervenisse di nuovo lo Stato con ulteriori proroghe dei plateatici gratuiti si riesca comunque a non dover poi rimborsare chi aveva già pagato. Quindi è molto difficile anche da gestire per noi in questo momento, perché appunto ogni singolo comune purtroppo deve gestirsi con le finanze che ha, e quindi sono veramente, come può ben capire, situazioni diverse, diversissime, anche a volte nel giro di 20 km di distanza. Quanto vi preoccupa il rincaro energia e quanto poi incide nel bilancio giornaliero? In questo momento la cosa che preoccupa di più è appunto il rincaro energia da una parte e dall'altra anche, se posso permettermi, tutta l'aurea di informazione che viene fatta sulla guerra in questo momento che sta sconvolgendo l'Ucraina. Questo perché siamo ovviamente tutti quanti sensibili e tutti quanti, anche noi come associazioni, siamo mossi per cercare di dare il nostro contributo con azioni umanitarie e quant'altro, però si inizia troppo spesso a leggere e a vedere su quotidiani, talk show e altro, opinionisti che iniziano a disincentivare il consumo nei locali o la prenotazione delle vacanze, perché non si sa mai cosa accadrà da 4 a 3 mesi, e quindi tutto questo sta di nuovo bloccando i consumi nelle nostre attività, perché se non vai al ristorante poi non vai neanche a comprarti l'abito nuovo, se non prenoti le vacanze non pensi a comprarti il costume, la valigia, quello che può servirti, e come appunto quando c'era la paura del contagio a dicembre, quando i tamponi erano sfuggiti di mano e tutti quanti bloccavano le cene aziendali per paura di rimanere contagiati, adesso la gente sta bloccando di nuovo i consumi per paura che un domani la guerra possa creare disagi anche qui a chi ha già prenotato, a chi ha programmato qualche evento. Ovviamente, ripeto, non siamo indifferenti a quello che sta succedendo, anzi siamo coinvolti in prima persona in alcune cose che adesso non è il momento e il modo di spiegare, però noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, e a volte anche concedersi e concedere qualche momento di spensieratezza nelle nostre attività aiuta anche a riprendersi, visto i 2 anni difficili che abbiamo passato. E dopo, appunto, come diceva, l'aumento dell'energia è in realtà il primo campanello d'allarme, perché un ristorante, penso a caso, che in questo momento, a parte il sabato e la domenica, in settimana fa fatica a fare più di 3, 4, 5 coperti, nonostante abbia appunto poche persone a cena, deve comunque accendere tanto l'impianto e si trova magari bollette di 7-8 mila euro al mese solo di gas più la luce, e questi sono costi che rimangono fissi e che non vengono decurtati nel momento in cui non si lavora, e di conseguenza far fronte a queste spese diventa sempre più difficile, anche perché appunto non sembra che ci sia ancora quel momento in cui la curva dell'aumento dei prezzi è arrivata ormai allo stallo, inizia a scendere, e quindi non riusciamo a capire per quanto sarà ancora questa situazione duratura, e proprio per questo facciamo anche fatica magari ad approfittare di alcune dilazioni
limitazioni che hanno concesso le aziende di energia elettrica, perché poi magari rischi di trovarti con 3-4 fatture in rateizzazione tra 4 mesi, non sapendo come andrà, non sapendo se il prezzo nel frattempo sarà diventato accessibile, e quindi la situazione rischia veramente di diventare poi ancora più ingestibile quando entreranno in vigore queste rateizzazioni che adesso stanno chiedendo molti nostri colleghi. È una situazione molto difficile da analizzare, per noi che facciamo programmazione per lavorare è davvero molto complicata, si vive un po' la giornata e non è facile per nessuno. In più, ultima cosa che mi permetto di dire, perché è un'altra cosa che purtroppo non si è mai discussa o quasi mai discussa, c'è anche, oltre a la beffa, l'inflazione che è aumentata e che sta ripercuotendo sui canoni di locazione, perché tutti quelli che hanno gli aggiornamenti Istat si sono trovati nel 2022 ad avere un canone aumentato da pochi euro fino a molte decine di euro in base all'entità appunto del canone originario. Quindi anche lì continuano gli aumenti nonostante il lavoro fatichi a ripartire. L'ultima domanda che poi le lascio perché so che è impegnatissimo e sono contento per lei che sia impegnato. Il problema degli stagionali che investe soprattutto gli albergatori, ieri lanciato l'allarme dall'albergatore di Jesolo, ma è la stessa cosa a Venezia, investe anche i ristoranti, diciamo, nelle città d'arte, Treviso, non solo gli alberghi? Assolutamente sì, trovare un lavoratore, un cameriere, un cuoco in questo momento è impossibile in tutti i comuni dove noi siamo presenti. Ma perché? Per quale motivo? Sicuramente non aiuta il reddito di cittadinanza, bisogna dirlo chiaramente. Disoccupazione e reddito di cittadinanza per molti sono un salvagente a cui si aggrappano, da una parte anche per colpa di molti miei colleghi, che è innegabile, non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia, che negli anni scorsi hanno sicuramente sfruttato molte figure, soprattutto giovani, soprattutto appunto durante le stagioni estive. Quindi se uno pensa che deve andare a lavorare a 1.200 euro per lavorare 15 ore al giorno, senza diritti, senza giorno libero, e ha 800 euro dall'altra parte sul piatto per stare in divano, un pensiero giustamente lo fa. Dall'altra però non hai neanche a quel punto lo stimolo di trovarti qualcosa. Noi vediamo che anche un'azienda come la mia, entro nel mio privato in questo momento, che garantisce tutto quanto da CCNL più addirittura dei bonus, abbiamo dovuto aggiungere un membro allo staff un mese e mezzo fa. Normalmente sono abituato a ricevere anche 50 curriculum al giorno, questa volta ne ho ricevuti 10 nel giro di 20 giorni, quindi è molto difficile fare selezione. Poi la persona giusta si trova, però capisce bene che oltre a trovare le persone proprio a livello numerico, è anche difficile poi tra queste persone trovare la gente qualificata. Quindi quello che si rischia è, oltre a non avere appunto la possibilità di avere uno staff completo, e anche di avere uno staff non all'altezza di quello di cui il cliente abituale è abituato appunto a trovarsi, e quindi ne perderà sicuramente la qualità dei nostri punti vendita e il nome che la ristorazione italiana ha in giro per il mondo. Grazie allora, grazie ad Andrea Penzoielli, è stato molto preciso nel definire e nel sintetizzare insomma quali sono le problematiche, che sono ancora molte, che riguardano gli esercenti, insomma chi fa impresa nel territorio. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie davvero. Allora, a proposito di cosiddetta economia di guerra, è quello che un po' si chiede da più parti al governo di adottare proprio l'economia di guerra, perché non è una situazione normale. Siamo usciti dal Covid, ma c'è un'altra emergenza. Allora, vediamo il grido proprio d'allarme del vertice di ieri alla sede della provincia di Treviso, era l'Unione delle Province a livello veneto, e la richiesta un documento che viene da inviare al governo. Pensate, si parlava in questo caso di opere pubbliche, 380 milioni in fumo soltanto di lavori per edilizia scolastica, ma ci sono anche le strade, insomma strade e anche lavori nelle scuole a rischio, guardate. Sarà una macelleria sociale, cioè le aziende salteranno. E quindi secondo me il mio invito è a riflettere su misure straordinarie di fatto di un'economia di guerra. È il messaggio che il parlamentare trevigiano porterà a Montecitorio dopo aver sentito cosa sta succedendo in uffici e cantieri. Aumenti medi del 20-30% sulle materie prime che rendono inattuabili i contratti d'appalto. Per asfaltare 1 chilometro di strada comunale, quindi dimensioni normali, 1 anno e mezzo fa ci costava intorno ai 40.000 euro. Adesso ci costa più di 60.000 euro. Un problema che riguarda anche molti cittadini che hanno aderito al bonus casa del 110%. Forse ci sta sfuggendo un po' di mano la situazione. Appalti già fatti da tempo con prezzi che non siamo più in grado di sostenere, al di là del fatto che la materia prima, il materiale è aumentato
chi del 20, chi del 30%, abbiamo anche la difficoltà a reperire quel materiale. La conseguenza è imprese ferme e famiglie che potrebbero perdere il bonus trovandosi a dover pagare per intero gli interventi. Ecco perché gli artigiani hanno una richiesta chiara. Chiedere al governo sicuramente di togliere innanzitutto la data del 30 di giugno sul 30% delle attività eseguite nel cantiere e renderlo strutturale questa attività. Anche i sindacati chiedono di rivedere le regole, non solo del PNRR. Una calmierazione dei costi e degli appalti senz'altro. L'altro aspetto ovviamente è il collo di bottiglia dei termini, dei tempi che devono essere in qualche maniera rimodificati. Tutte osservazioni che andranno a definire il protocollo che l'Unione delle Province Venete ha discusso oggi con le altre parti sociali e che la prossima settimana invierà al governo. Il governo potrebbe agire sulle aliquote IVA, così come ha fatto per esempio sui carburanti, potrebbe agire sulle marginalità. Oggi ci sono delle risorse da PNRR non ancora emesse a bando, quindi potrebbe fare una riflessione andando a rifinanziare progetti già presentati piuttosto che attivarne di altri che poi pagano lo stesso dazio dei precedenti. Allora, le richieste al governo. Il governo deve fare scelte importanti perché può farlo essendo un governo di transizione, non un governo politico, altrimenti è meglio andare alle elezioni. Questo ha detto ieri non uno qualsiasi, ma il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Sentiamo le sue parole. Qui l'economia di guerra la stiamo facendo in casa, perché le parti sociali in questo sono molto coese. Io sono molto preoccupato dei collaboratori delle aziende che automaticamente avranno uno stress in più anche dal punto di vista lavorativo. Cioè, se una persona faceva prima fatica ad arrivare a fine mese, ancora di più. E giustamente i sindacati pongono come punto il salario. Allora una cosa da fare immediatamente è abbattere il cuneo fiscale, ma farlo domani mattina. E non a favore. Cioè, perché lei dice giustamente i nostri lavoratori chiederanno uno stipendio un po' più pesante perché non ce la fanno, noi imprenditori non possiamo dare perché ci aumenta tutto, cioè questo... E quindi dovrebbe abbassare la differenza tra l'oro del netto nelle buste paga. È la guerra dei poveri. Sì, ma da quant'è che ne parliamo, Marinese? Perché non si fa? Sì, però, se siamo in economia di guerra, come è stato detto nella trasmissione, serve un'economia di guerra e l'economia di guerra è questa, cioè è prendere il toro per le corna e dire basta, ma dirlo anche alla comunità europea e piantarla con le ideologie. E se necessario, io lo dico, andiamo alle elezioni, non se ne può più. Nessuno si poteva aspettare la guerra dopo la pandemia, ma siccome è un governo che è voluto dalla maggior parte del Parlamento, o prende scelte coraggiose o non serve per quello che è nato, semplice. Queste le parole dunque di Marinese, molto forti. Decisioni del governo, una decisione è stata presa dal punto di vista diplomatico e non di poco conto. L'Italia espelle 30 diplomatici russi, la motivazione della nostra sicurezza a rischio sono 007, Mosca reagisce, all'Italia daremo una risposta adeguata. E intanto c'è discussione per decidere il prossimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, ma non c'è unanimità sulle sanzioni e sul blocco del gas e del petrolio. E peraltro era anche un tema insomma, legato proprio al gas del sondaggio. Vediamo come è andato a finire il sondaggio ieri a Ring, il sondaggio che avevamo lanciato nei nostri telegiornali. Vi avevamo chiesto come provocazione insomma, spegnere il gas per affamare Putin, quindi il blocco del gas, ma anche utilizzarne meno proprio per questo motivo. La vostra risposta sì, 57,1%, no 42,9%. Questo è l'esito del sondaggio. Poi c'è tutto un altro settore che risente da tempo, l'abbiamo raccontato tante volte, quello del settore agroalimentare. Ricorderete la nostra intervista al patron di Latterie Soligo, Brugnera, quando iniziava ad abbattere i primi capi di bestiame perché non c'era più mangime con il caro delle materie prime. Secondo la CNA del Veneto, coi rincari dovuti alla guerra in Ucraina, il pranzo di Pasqua costerà alle famiglie 300 euro in più. È necessario un recovery fund agroalimentare per riconquistare l'autonomia appunto su questo settore. Sentite. Che si scelga di cucinare in casa o di andare al ristorante, tra aumenti di frutta, ortaggi, carne e uova, festeggiare la Pasqua costerà alle famiglie almeno il 10% in più. Un aumento stimato dalla CNA del Veneto in circa 300 euro.
L'agroalimentare è uno dei settori più colpiti dai rincari provocati dalla guerra in Ucraina. I prezzi di grano, mais, olio di girasole e fertilizzanti si sono triplicati e potrebbero salire ancora. La difficile situazione aggravata dalla crisi Russia-Ucraina ci deve convincere a ragionare in un'ottica di sistema, partendo dall'agroalimentare attraverso l'artigianato fino alla ristorazione, perché tutti stiamo subendo un aumento esasperato dei prezzi, che si ripercuoteranno nei confronti del consumatore finale, che in questo momento farà difficoltà e dovrà limitare i propri acquisti. Secondo il segretario della CNA del Veneto, Matteo Ribon, è necessario un cambio di prospettiva, di riappropriarsi di spazi agricoli e commerciali delegati alle importazioni, perché stiamo pagando un prezzo altissimo alla nostra dipendenza strutturale di forniture estere di grano duro, tenero e mais, campi nei quali Ucraina e Russia giocavano un ruolo fondamentale che oggi si è interrotto. Noi siamo convinti che da questo punto di vista bisogna agire in un ragionamento di sostegno a livello europeo e ripensare anche il nostro modello, il nostro modus operandi in un'ottica di autonomia alimentare. Assieme alla Regione, la CNA sostiene il cosiddetto decreto salvafiliere Made in Italy e più in generale un recovery fund dedicato all'agroalimentare che attivi aiuti straordinari per raggiungere l'autonomia alimentare almeno a livello europeo. Torneremo fra poco a parlare di questo problema, ma ritorniamo alla cronaca. Fra poco vedremo anche altri aggiornamenti sul ritrovamento di questo corpo mutilato di una donna ritrovato in un borsone nel Po a Occhiobello. Oggi è un giorno particolare, siamo nella Marca Trevigiana a Pieve di Soligo per un altro tremendo fatto, la morte di Adriano Arbellin, ucciso, massacrato dal rapinatore in casa la notte del 26 marzo scorso. Oggi è il giorno dei funerali. Tanto si è detto anche in questi giorni. Christian Arboit, buongiorno. Allora sarai tu che per noi seguirai più tardi questo evento. Sarà lutto cittadino in città, è così? Sì Nicola, assolutamente sarà così, sarà un giorno di lutto per l'intera Pieve di Soligo. Oggi alle 15 al Duomo i funerali, l'addio ad Adriano Arbellin, quest'uomo di 83 anni ammazzato senza alcuna pietà 10 giorni fa di fatto da quel 36enne marocchino in stato alterato che oggi si trova in carcere a Santabona e che nei giorni scorsi nel corso dell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quella sera Arbellin venne subito soccorso una volta scattato l'allarme, portato al pronto soccorso, da lì il trasferimento a Treviso in terapia intensiva dove è morto nella mattinata di sabato. Troppo forti le lesioni riportate, soprattutto alla nuca, alla testa. È stato colpito violentemente anche con una bottiglia, questa è la ricostruzione che hanno dato gli inquirenti. 36enne che per l'appunto, come ti dicevo, non ha ancora detto nulla, si è avvalso per l'appunto della facoltà di non rispondere, però chiaramente tanti sono gli interrogativi in questi giorni. Vi abbiamo raccontato il dolore di Pieve di Soligo e anche poi le diciamo così conseguenze sociali politiche di quanto successo, con la richiesta di maggiore sicurezza, di certezza della pena, con le preoccupazioni anche per questi balordi, troppi balordi in giro. Aveva detto così a caldo nell'omelia della prima domenica dopo lo shock generale lo stesso parroco di Pieve, Monsignor Don Giuseppe Nadalla, che era stato intervistato anche dalla nostra collega Francesca Bozza. Troppi balordi quindi in giro per le strade, troppi perditempo e questo il risultato per certi versi estremo che si è verificato per l'appunto a Pieve di Soligo, dove dicevi bene prima Nicola, oggi sarà lutto cittadino e nelle prossime sere probabilmente ci sarà anche una fiaccolata in memoria di Adriano Arbellin. Arbellin che era molto conosciuto a Pieve di Soligo, per una vita ha lavorato di fatto nel settore delle auto, delle riparazioni. In queste sere vi abbiamo
raccontato diverse testimonianze, riportato diverse testimonianze, anche quelle dei colleghi di lavoro. Ecco Nicola, in questo momento io non ti vedo, tu mi vedi? Io ti vedo e ti sento perfettamente. Nicola, non ti sento. Io più. ti sento perfettamente, ma sei stato chiaro e preciso, ecco. Forse non mi sente più, ma credo che abbia... No, vabbè, possiamo anche sganciare Christian, perché ha detto quello che doveva dire, insomma, ha ricordato quello che sarà oggi la giornata particolare di Pieve di Soligo. Lo ricorderete, anche le polemiche che ci sono state dopo il flash mob di Pieve di Soligo sabato, Lega e Fratelli d'Italia per la sicurezza, il sindaco che avrebbe preferito un sit-in, un presidio dopo i funerali. Sono volate anche parole grosse tra il sindaco Stefano Soldan e il commissario provinciale della Lega Gianangelo Boff, ma oggi, come dicevamo, è il giorno del silenzio e del rispetto. Ve lo racconteremo ovviamente questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Allora, una breve pausa pubblicitaria, poi ancora cronaca. Sequestrati in totale 20 kg di droga e arrestati in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti 2 cittadini albanesi già aggravati da precedenti specifici, mentre un terzo è ricercato. È il bilancio di un'indagine articolata delle Fiamme Gialle di Vicenza. Lo stupefacente sequestrato, destinato alle zone del centro cittadino, una volta immesso nel mercato avrebbe fruttato all'organizzazione criminale un guadagno di 1 milione di euro. L'arresto di uno dei due è stato possibile dopo un inseguimento a folle velocità avvenuto il 31 marzo, in cui l'auto dei fuggitivi, anziché fermarsi all'ALT, ha continuato la fuga in autostrada, saltando le barriere di protezione dello svincolo di Vicenza per imboccare la direzione di Montebello Vicentino, dove il conducente è stato bloccato, mentre il passeggero è riuscito a scappare. All'interno del mezzo un borsone con 12 kg tra marijuana e hashish, da lì la perquisizione di un immobile dal quale erano stati visti uscire i 2 cittadini albanesi, dove è stata rinvenuta altra droga, 7 kg di cocaina, 1 chilo di marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro in contanti in euro e franchi svizzeri. All'interno dell'abitazione anche una pistola Beretta, poi risultata rubata. Pertanto è scattato il secondo arresto per traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione di un soggetto albanese presente sul luogo che aveva la disponibilità dell'immobile perquisito, mentre sono ancora in corso le ricerche del terzo soggetto che si è dato alla fuga al termine dell'inseguimento. Questa è la importante operazione, rieccoci in diretta, della Guardia di Finanza di Vicenza. Torneremo alla cronaca fra poco, vi ricordo che c'è anche quella notizia con cui abbiamo aperto la nostra prima edizione, terribile, che viene dal Rodigino, meglio dal Polesine, Occhiobello, a Santa Maria Maddalena, con il ritrovamento di questo borsone nelle acque del Po, con all'interno un tronco umano, il corpo di una donna, presumibilmente di una donna, un primo esame fatta evidentemente a pezzi, e un borsone che è stato lanciato nel Po. Non è detto ovviamente che il delitto si sia consumato, perché di delitto ovviamente si tratta, si sia consumato nella zona del Rodigino, ma che il borsone sia stato portato poi dal corso del fiume, nonostante appunto la siccità di questi giorni. Le indagini sono appena iniziate dei carabinieri. Il primo passo sarà ovviamente l'esame del DNA per dare un volto e un nome a questa persona. Torneremo alla cronaca fra poco. Torniamo a parlare di sindaci in trincea, non soltanto per il Covid, non soltanto per il rincaro bollette, insomma, che ha investito i sindaci di tante responsabilità, ma ci sono anche poi decisioni che portano i sindaci a ribellarsi. Ne abbiamo parlato ieri nel corso del nostro telegiornale, ma cerchiamo di farci spiegare esattamente cosa è successo. Saluto e ringrazio il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Stefano Pitton. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie di questa diretta. Allora, ieri c'è stato un vertice, ieri pomeriggio in municipio a Portogruaro, per chiedere di ridiscutere il piano sicurezza del Livenza. C'erano Meduna, Motta, Oderzo, Cessalto, Chiarano, Gorgo e San Polo, tutti contrari a una decisione dell'autorità di bacino Veneto Friuli del fiume Livenza, che ha ridefinito le zone rosse. Ci spiega esattamente
questa ridefinizione, cosa sono le zone rosse e cosa comporta questa decisione se non verrà poi modificata? Sì, guardi, la spiego con una metafora come l'ho fatta ieri a Portogruaro in questa occasione dove c'erano tutti i tecnici, appunto. Ecco, non mettiamo in dubbio la sicurezza, ci mancherebbe altro, mettiamo in dubbio il metodo che è stato posto in questo periodo. Se andiamo nel dettaglio parliamo di febbraio, quando è stato approvato questo piano. Perché dico? In questo caso parliamo del fiume Livenza. No, il fiume Livenza ha 112 chilometri dalla sorgente all'affluente e immaginiamolo come una bella tangenziale che 20 anni fa era piena di buche, quindi argini deboli, mancava dei guardrail, quindi argini bassi, mancava la sicurezza, le segnaletica orizzontale o verticale, quindi il rinforzo di argini, il rinforzo delle sponde, l'innalzamento dei ponti, e mancava anche il controllo della viabilità, quindi la preparazione della protezione civile. Dico questo perché adesso, dopo 20 anni, e qui ringrazio la Regione e il Genio, in questi 20 anni questa tangenziale, quindi il fiume Livenza, è stato rinforzato gli argini, abbiamo innalzati, messo in sicurezza le sponde, è stata costruita la diga di Ravedis, che quindi è un bacino di contenimento importante per bloccare la massa di flusso d'acqua, abbiamo innalzato qualche ponte e soprattutto abbiamo, insieme al Genio, la protezione civile e le amministrazioni comunali, abbiamo una protezione civile che è preparatissima, nel senso, quando abbiamo la prima segnalazione si apre il COC, si prepara subito le sorveglianze, quindi siamo preparati a un'eventuale alluvione. Questa autostrada, questa tangenziale, 20 anni fa aveva un limite di 90 km/h, che è il P3, quindi zona rossa, dove non puoi né ristrutturare cose vecchie e né costruire cose nuove. Dopo 20 anni, dopo aver sistemato e messo in sicurezza, manca ancora, apro la parentesi, manca ancora il bacino di Pradigail nella zona di Porto Buffolè, lo speriamo, ieri ci hanno detto che verrà fatto. Anche questo è un ulteriore aiuto. Ritornando in prima, la velocità era di 90 km/h 20 anni fa, adesso l'abbiamo portata a 70. Cosa vuol dire? Che abbiamo ampliato il P3, zona rossa. Se parlo del mio comune, cosa vuol dire? Che tutto il centro storico è zona rossa, non posso né ristrutturare né rifare, ributtare giù e rifare, costruire nuove, e sostanzialmente non posso neanche fabbricare abitazioni nuove. Mi faccia capire, prendendolo proprio semplice ai nostri telespettatori, queste zone rosse comportano che in un'area, che adesso magari lei ci spiega perché ci parla proprio di centro storico, in un'area del centro dei vostri comuni, in questo caso Medulla di Livenza, non potete intervenire in nessun modo. Perché? Qual è la motivazione? Sì, appunto perché essendo messo zona rossa preclude il blocco del vincolo di queste opere. Cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo ristrutturare e riqualificare le zone vecchie. Ad esempio, in centro a Meduna abbiamo un ex macello sfaticente, pieno di pantegane, con grossi problemi. Credo che se riusciamo a ristrutturarlo garantisce più sicurezza che lasciarlo in questa maniera, ok? Come ci obbliga questo vincolo. Quindi nell'eventuale acqua alta credo che ci sarebbe più problemi. Non mettiamo in dubbio che su altre zone non possiamo eventualmente andare a costruire stabili nuovi, ma dico, lasciateci almeno ristrutturare le zone vecchie, riqualificare aree vecchie, e dove c'era già urbanizzato lasciarmi la possibilità di costruire. Ma quindi la motivazione è che se venissero fatti dei lavori potrebbero in qualche modo danneggiare, cioè aggravare il rischio idrogeologico, è questo? Sì, danneggiare l'idrogeologico e soprattutto limitare le morti o quello che sono giustamente il pericolo di morti. Però guardi, io le do un dato. Nel 1966 Meduna è stata, insieme a Motta e altre frazioni della vicina Friuli, è stata coinvolta nella famosa alluvione del 66. Sa quanti morti abbiamo avuto a Meduna nel 66, dove non c'erano cellulari, dove non c'era la protezione civile, non c'era? Zero.
qualche vacca, qualche maiale, però 0 morti. Voglio dire, ora nel 2022, quando abbiamo sistemato gli argini, rinforzati, abbiamo la protezione civile, abbiamo una diga, aver fatto anche in quel di Porto Buffolè, quindi il Pradigà, il vaso di espansione, questo tipo di piano attualmente ci danneggia, bloccando infrastrutture, bloccando la crescita demografica dei comuni e anche l'economia. Ecco, io guardate, vi faccio vedere, basta andare in Google, no? Si va a disciplinare il piano distretto Appennino settentrionale, qui parliamo della Toscana. Se si va a pagina 8, basta andare in Google, sapete, in pagina 8 il rischio elevato P2, P3 e P1 sono molto più elastici, molto più performanti agli anni attuali. Quindi ecco, questo voglio dire, io non contesto la messa in opera della regione di questo piano per mettere in sicurezza, però dobbiamo farlo col buon senso, capendo che dopo 20 anni le cose sono cambiate dal 66 in poi. Ecco, tanto per intenderci, così poi non parliamo di quelle di costruzioni o di cose o di edifici o di ristrutturazioni all'interno, perché noi siamo abituati a vedere, no, durante le alluvioni le zone, ad esempio le zone golenari del Piave, con quelle abitazioni che stanno in luoghi dove ormai non potrebbero più stare. Non parliamo di quelle situazioni, parliamo di centro storico, è questo il concetto. Parliamo di, ma ci mancherebbe altro, anche noi abbiamo la Golena famosa che ogni anno purtroppo ci caratterizza appunto per l'innalzamento dell'Ivenza. Andiamo di qua dei fiumi e di qua dell'Argine, ok? E parliamo appunto di aree dove nel corso degli anni sono state messe in sicurezza, aree dove sono urbanizzate, dove nel mio comune ho 1600 abitanti in centro storico. Cosa cambia nel numero delle persone se io vado a ristrutturare o recuperare delle aree degradate? Ecco, ditemi qual è la differenza, 1620, 1670? Ecco, se mi dite spostate il centro storico, allora posso anche capire, ma siccome il centro storico rimane sulla sua posizione, i cittadini ci abitano là dal 1800 in poi, quindi voglio dire, lasciateci ristrutturare, lasciateci mettere mano sulle aree dove sono già iniziate le opere di ampliamento, perché poi questo piano, scusate, è anche retroattivo, vuol dire che quelle imprese che hanno investito sul territorio, sui terreni, su ex stabilimenti, hanno investito dei soldini in futuro di costruire e di creare nuove abitazioni, quindi di conseguenza la crescita demografica, ci troviamo che vengono abbandonate a se stesse. Imprese peraltro già mazziate dal rincaro materie prime, quindi già hanno i loro problemi, diciamo, con le costruzioni. Signori miei, abbiamo avuto 2 anni e mezzo di pandemia con le conseguenze che abbiamo. No, abbiamo una guerra alle spalle. Vogliamo aumentare ancora la burocrazia? No. Vogliamo la sicurezza? Sì. Fatta bene, fatta con dovuto criterio, col buon senso, ragionando con le persone che vivono e conoscono il territorio, quindi credo i sindaci, ok, in relazione. Comunque ieri una piccola apertura l'abbiamo avuta. Ecco, volevo chiedere questo, come vi siete lasciati poi ieri dopo 3 ore di riunione? Sì, ci siamo lasciati che i tecnici ci hanno detto di una sorta di curriculum, di piano di fattibilità per modificare appunto questi articoli che vincono il territorio e poi ci riparleremo. Questo è importante perché non abbiamo trovato proprio una porta chiusa. Si sono resi conto, secondo noi si sono resi conto che andiamo veramente a danneggiare il territorio oltre a quello che è la realtà del pericolo e delle morti in causa di alluvioni. Insomma. Allora, ripeto, nel 66 non c'è stato un morto a Meduna, quindi... Se non dovesse però, se questa apertura poi si richiudesse, se dovesse rimanere così il piano, voi cosa farete come sindaci? Stiamo già, tra sindaci, stiamo già lavorando, stiamo già cercando di capire, siamo in contatti anche con un avvocato per capire appunto se queste dinamiche e questo piano possiamo appunto modificarlo. Dobbiamo, credo, modificarlo per buon senso. Ho fatto vedere prima che la Toscana piuttosto che l'Emilia Romagna, quindi se parliamo
di paese nazionale, quindi Italia, che spero che sia tutta uguale anche con le regole. Vediamo anche le altre regioni, copiamo quello che è da copiare, ci mancherebbe altro, le cose buone, quelle no, le lasciamo là, ma in questo caso ho visto che i suoi piani sono molto più morbidi e sono più a misura del territorio. Grazie allora, grazie Sindaco, al Sindaco di Meduno di Livenza, è stato molto chiaro così sintetizzarci qual è il problema. Allora staremo a vedere cosa accadrà, e ovviamente se poi ci saranno delle modifiche concrete a questo piano. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie al Sindaco Pitton. Chiedo alla regia, che ringrazio fin d'ora, Alessandro Graziera e Alberto Piovesan, se c'è già il prossimo collegamento, altrimenti mando un servizio. Dovremmo avere un altro sindaco, siamo sempre nella zona del Veneto orientale, Musile di Piave, la vedo, eccola qui. Allora passiamo dal sindaco di Meduno di Livenza al sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora parliamo di un altro problema. I sindaci, come l'ho detto, sono sempre in trincea, devono risolvere i problemi. Abbiamo parlato adesso di un problema che riguarda le infrastrutture e l'ambiente, poi ci sono le realtà dei ragazzi, dei giovani. Abbiamo raccontato tante volte in questo periodo, anche ultimamente, i fenomeni delle baby gang, ma anche semplicemente dei ragazzini annoiati, forse anche un problema peggiorato da questi 2 anni di pandemia. Sta di fatto che puntualmente spuntano questi casi di baby vandali, di giovanissimi che danneggiano proprietà del comune e non solo. Ebbene, cosa è successo qualche tempo fa a Musile di Piave? Che il sindaco, ma ce lo racconterà lei, ha preso una decisione diversa da tanti altri suoi colleghi, cioè non è andata giù, diciamo, con la denuncia penale, ma ha proposto un patto a questi ragazzi. Ci racconta cosa è successo, perché è un approccio diverso al problema. Sì, allora nell'ultimo periodo, parlo dell'ultimo anno, abbiamo riscontrato veramente un aumento dei fenomeni di vandalismo, comunque di questi ragazzi che forse privi di altri stimoli si dedicavano o a fare dei graffiti impropri, oppure come in questo caso erano 8 ragazzi che si sono introdotti forzando la serratura negli impianti sportivi, e una volta all'interno dei locali hanno iniziato a distruggere le cose che si trovavano dentro, quindi delle sedie, hanno sporcato, hanno rovesciato dei rifiuti, insomma hanno creato, oltre a produrre una serie di rumori e ad avere un atteggiamento, diciamo, un po', come posso dire, un po' violento, un po' aggressivo, proprio con l'intento di distruggere e di compiere degli atti che non erano proprio adatti né alla loro età, perché erano tutti 14enni, tranne uno 15enne, e neanche, insomma, alla situazione. Con la comandante del mio comune, la Sabrina Spitaleri, abbiamo cercato innanzitutto di capire la provenienza di questi ragazzi, anche per capire se c'erano dei disagi sociali che magari erano già stati affrontati dai nostri uffici degli assistenti sociali, ma non si trattava, non era questo il caso. Erano dei ragazzi provenienti anche da famiglie, tutte da famiglie per bene, ragazzi che non erano mai stati segnalati, a differenza di altri, insomma, che già conosciamo, e che quindi, insomma, la situazione ci ha lasciato abbastanza perplessi. Tra l'altro, quando sono stati colti in flagrante da parte della polizia locale, hanno avuto un atteggiamento anche un po' aggressivo e un po' spavaldo nei confronti delle forze dell'ordine. Situazione, diciamo, che non è stata particolarmente né gradita né si può considerare accettabile. Però, insomma, ho ritenuto di convocare, assieme appunto alla comandante e anche al gestore degli impianti sportivi, questi ragazzi, giusto per capire innanzitutto le motivazioni, qualora ce ne fossero state, e anche l'atteggiamento dei genitori, perché insomma io credo che di fronte a queste situazioni bisogna farsi anche qualche domanda come genitori. Ho visto dei genitori particolarmente dispiaciuti e insomma, che si rendevano ben conto della gravità. Ma il nostro intento è stato innanzitutto metterli a conoscenza del fatto che, nonostante minori, perché appunto si tratta di 14 anni, quello che avevano compiuto era a tutti gli effetti un reato. Quindi la comandante ha spiegato bene quali erano le conseguenze penali derivanti da un'eventuale denuncia a loro carico. Poi li abbiamo ascoltati, le motivazioni
vogliamo dire motivazioni o scuse, erano legate appunto al periodo di pandemia, al fatto che non potevano uscire, al fatto che si sentivano annoiati e che in quel momento, presi diciamo dal gruppo, si sono lasciati andare a questo comportamento. Ma abbiamo cercato di farli ragionare sul fatto che un'eventuale denuncia avrebbe prodotto nei loro confronti delle conseguenze importanti. Abbiamo avuto dei casi di ragazzi un po' più grandi a Musile che sono stati denunciati e che poi sono stati condannati, perché di fatto in questo caso tra l'altro c'era anche la flagranza di reato, quindi non è che si poteva dire non sono stato io oppure c'è qualcosa da dimostrare. È prevista il carcere, ovvio che non avrebbero fatto carcere, ma sicuramente avrebbero dovuto risarcire il danno e comunque fare dei lavori diciamo socialmente utili. Allora io quello che ho proposto è stato di dare una seconda possibilità. Abbiamo fatto un discorso, ho detto io credo che voi possiate essere migliori di così, credo che possiate dimostrarci di essere dei bravi ragazzi. E oltretutto non mi interessa di avere un risarcimento del danno da parte dei vostri genitori, perché siete voi che avete sbagliato e siete voi che dovete far fronte a questo danno che avete provocato. Devo dire che c'è stata da parte dei genitori nessuno dei genitori ha detto no, non voglio che mio figlio lavori, anzi chiedevano che la punizione fosse esemplare, se vogliamo chiamarla punizione, cioè che comunque il lavoro che dovevano essere chiamati a fare fosse un lavoro importante e che potesse fargli comprendere quello che avevano fatto. Quindi è stato proposto appunto di coadiuvare il gestore nella pulizia degli impianti sportivi, anche nel togliere dei graffiti che non erano stati fatti da loro, ma chissà da chi, ma comunque nei muri, di aiutare adesso che ci sono dei tornei proprio nella preparazione dei campi, insomma, nel tenere ordine. I ragazzi si sono dimostrati disponibili e spero che questo sia stato un modo per fargli comprendere che un gesto come questo può veramente rovinarti la vita, perché comunque ti rimane una fedina penale sporca e viene individuato come delinquente, perché chi commette reato è un delinquente. Certo, e peraltro insomma poi entri in una spirale in cui vieni etichettato, per cui poi ritieni magari nella tua testa di ragazzino di dover poi continuare quel percorso. Senta, ci diceva lei una cosa importante, non ragazzi diciamo di realtà note ai servizi sociali, ma di famiglie normali, e sempre più spesso si sentono questi casi, no? Di famiglie che poi improvvisamente scoprono questa realtà. Avete notato in questi 2 anni un aumento oppure diciamo è un fenomeno che c'è sempre stato e a volte si usa la pandemia come scusa? Allora, il fenomeno c'è sempre stato, però in questi mesi ha raggiunto dei livelli più alti. Si nota proprio un atteggiamento di, come posso dire, di rabbia, di aggressività. Questo a mio modo di vedere non si nota solo nei ragazzi, che magari sono quelli più sensibili, ma anche negli adulti. C'è meno pazienza, c'è meno tolleranza, c'è un lavoro da fare. La pandemia probabilmente come conseguenza peggiore ha proprio prodotto questo tipo di atteggiamento, un atteggiamento di aggressività e di scarsa tolleranza. Bisognerà lavorare su questo e speriamo che insomma la chiusura dell'emergenza col 31 marzo generi uno stato d'animo migliore nelle persone e che contribuisca a far rifiorire dei valori diversi e dei sentimenti più positivi. Senta, quanto è difficile intercettare questi casi? I servizi sociali sono sempre in prima linea ovviamente, però non è facile, anche perché spesso le famiglie, come dire, si vergognano di queste situazioni. Allora, i casi sociali diciamo sono ben noti alla nostra polizia locale, ai nostri appunto servizi sociali, perché sono dei ragazzi che magari in più occasioni erano visti sostare nei vari parchi pubblici, compiere determinati gesti, giusto per dirne una, insomma già si vedevano ragazzini di 11, 12 anni, 13 anni fumare o comunque avere un atteggiamento di un certo tipo. Insomma tutta una serie di comportamenti noti
E quello che però mi ha stupito è che questi ragazzi non provenivano da famiglie disagiate, tutt'altro, da famiglie con genitori che lavorano, genitori per bene, e nei quali ho veramente raccolto un sentimento anche di stupore per il comportamento dei figli. Sembrava che stessimo parlando di altri ragazzi. Ripeto, la fortuna è stata che sono stati trovati in flagranza di reato e quindi non c'era modo di smentire, altrimenti io credo che avrebbero faticato anche a credere che questi gesti fossero stati compiuti dai loro figli. Certo, in definitiva, e poi la lascio al suo lavoro, ha la possibilità insomma di avere una platea notevole di telespettatori che la sta guardando, magari anche genitori e anche ragazzi volendo che possono sentire. Che appello fa ai giovani e ai genitori? Ma io ai giovani faccio lo stesso appello che ho fatto a questi ragazzi. Cioè, io penso che al mattino, quando questi ragazzi si alzano, possono scegliere che tipo di persona vogliono essere. Possono scegliere di essere delle persone per bene o possono scegliere di essere qualcos'altro, e questo determinerà un'etichetta, come ha detto lei ben prima, che si porteranno dietro. Quindi io mi appello a loro proprio perché pensino bene a quello che stanno facendo, pensino che un minuto di disattenzione, un minuto, e non mi riferisco solo a questi atti di vandalismo. Qualche giorno fa 2 ragazzi, sempre di Musile purtroppo, sono stati trovati nei binari del treno che si facevano i selfie. La polizia ferroviaria ci ha contattato perché sono stati bloccati i treni e quindi c'è stata un'interruzione di pubblico servizio. Questo per la smania di farsi dei selfie, per creare queste situazioni particolari da postare. Su questo bisogna lavorare, su questo bisogna ragionare, bisogna far capire ai giovani che un momento di disattenzione, una bravata, non diventa più una bravata, può trasformarsi in una tragedia. E cosa hanno detto questi ragazzi? Quelli del selfie, hanno detto qualcosa? Si sono giustificati in qualche modo? Semplicemente dicendo che volevano fare, che non si sono resi conto del pericolo, non si sono resi conto che per accedere ai binari hanno superato un cancello che non si poteva superare e che l'unica cosa che volevano fare erano farsi queste foto per poi postarle, ritenendo che magari potevano sentire il rumore del treno o comunque di non correre nessun pericolo. Ecco, questo fatto mi stupisce, cioè il fatto di non percepire il pericolo, il fatto di dare più importanza a delle foto col telefonino nei binari del treno piuttosto che alla propria vita. Questi sono elementi sui quali veramente bisogna iniziare a ragionare e l'appello che posso fare ai genitori, sono anche un genitore e sono molto preoccupata, è quello di cercare di parlare e di spiegare, di non stancarsi mai nel farlo, perché non abbiamo alternativa. Noi dal canto nostro come istituzione, in collaborazione con la scuola, cercheremo di attivare dei percorsi, insomma anche avvalendoci di psicologi, come già abbiamo fatto per il bullismo, ma lo faremo anche per altre questioni, cercando di instillare i giusti valori della vita e soprattutto di far capire, come ho detto prima, che un minuto ti cambia la vita e te la distrugge. E l'ultima cosa che le chiedo, davvero l'ultima, questo ai genitori e ai ragazzi, ai suoi colleghi sindaci consiglierebbe di mettere in atto l'approccio che ha messo lei, lungimirante, insomma, non la punizione con la denuncia, ma un patto con i ragazzi? Assolutamente sì, primo proprio per la giovane età dei ragazzi. Credo che a 14 anni una seconda possibilità si possa meritare, facendo capire che è una possibilità che viene concessa e che i loro gesti avrebbero prodotto delle conseguenze più gravi. Credo che bisogna lavorare su questo anche forse per avvicinare i ragazzi alle istituzioni. Poi per carità non voglio insegnare niente a nessuno, perché io penso al mio comune ed è giusto che gli altri facciano il meglio per il loro comune, però credo anche investire nello sport, perché ritengo che lo sport sia regola di vita, sia
un modo per dare anche una disciplina che forse noi genitori impegnati nel lavoro e impegnati in 1000 attività magari non sempre riusciamo a trasmettere, soprattutto in un'età difficile come è quella dai 13 anni in su, che è il periodo adolescenziale. Quindi il fatto che ci siano delle alternative, che quindi questi ragazzi invece di avere tempo a disposizione per andarsi a fare le foto nei binari del treno o andare a distruggere gli impianti sportivi, forse se fanno un allenamento, uno sport, intanto si stancano, subiscono, tra virgolette, imparano a rispettare delle regole e forse magari comprendono il significato delle cose. Grazie davvero per queste parole al sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, e buon lavoro. Grazie a voi, grazie infinite per questo invito, buona giornata. Grazie. Allora, chiedo alla regia se c'è già il prossimo ospite, così passiamo direttamente a un altro tema, chiaramente cambiamo proprio argomento. Sì, lo vedo, eccolo qua. Allora, abbiamo parlato fino adesso di ragazzini, ragazzi, baby gang, baby vandali, distrazione. Allora, un consiglio: fare sport, ma anche leggere fumetti. Allora, mollate il cellulare e leggetevi un bel fumetto. Credo che sia d'accordo con me Diego Monesso, buongiorno. Buongiorno Nicola e spettatori, sono assolutamente d'accordo. Compratevi fumetti, leggete di più, andate in libreria. Ecco, allora Diego Monesso, presidente di Venezia Comics, che torna a trovarci. Allora, torna a trovarci con una notizia importante. Con lui ci siamo sentiti un paio di volte durante questi mesi, avevamo raccontato insomma qual era l'effetto della pandemia anche nel mondo importante, una filiera importante come quella del fumetto. Ci eravamo lasciati poi con i segnali di riapertura, appunto, le fiere che riaprivano. Oggi ci viene a raccontare di un evento molto importante che riguarda anche Venezia e i 1600 anni di Venezia. È un nome fantastico che arriva proprio da noi, anzi è già arrivato. Cosa accade, Diego? Sì, questo sabato, il 9 di aprile, avremo l'onore di ospitare Enrique Breccia presso la prestigiosissima sede di Villa Pisani a Stra per l'inaugurazione della mostra a lui dedicata e ad un volume Albo Fumetti che ha realizzato Enrique Breccia con il patrocinio del Comune di Venezia e di Venezia 1600, quindi festeggiamenti per i 1600 anni di Venezia, e la mostra di originali di Enrique Breccia su questo libro che lui ha voluto donare alla città lagunare. È un bellissimo dono, un bellissimo omaggio che ha fatto il maestro Breccia alla città di Venezia e siamo onorati di poterlo ospitare questo sabato con l'inaugurazione e poi per tutta la durata della mostra, che durerà un mese presso i locali di Villa Pisani a Stra. Ed è veramente un grandissimo onore, soprattutto perché questo è proprio un omaggio che il maestro ha voluto fare alla città. Assolutamente, grazie a lui e grazie alla moglie, che è di sangue veneziano, come dice lei, in quanto vissuta altrove, però la sua famiglia è di origine veneziana, e questo è un grande omaggio che ha fatto il maestro alla città e un grande pegno d'amore, insomma un tributo d'amore verso la moglie, che ha scritto per l'appunto le storie che sono raccolte in questo volume. Ed è veramente una cosa, per gli amanti di fumetti, è un'occasione irripetibile, insomma, avere un maestro del genere presente in città in questi giorni. Lo vediamo al lavoro in queste immagini. No, teniamo pure queste immagini. Allora, per i profani del fumetto, ricordiamo chi è Enrique Breccia, definito il più grande artista del fumetto vivente. Sì, è sicuramente tra i più grandi autori viventi dell'arte del fumetto. Lui è di scuola argentina, quindi è tra i più grandi disegnatori di quel tipo di scuola di fumetto. È chiaramente una persona che ha più di 50 anni di carriera nel settore e sempre ad altissimi livelli. Adesso elencare tutte le sue opere è un lavoro enorme e faticoso, tanto è vero che noi nella biografia abbiamo faticato perché non sapevamo neppure che cosa inserire, tanta vasta era la sua produzione. Di certo lo conosciamo in Italia per i lettori italiani, perché ha lavorato sia su Tex, su Dylan Dog, quindi i prodotti di Casa Bonelli più noti, oltre che per aver lavorato per serie famose come gli X-Men della Marvel, insomma. Chiaramente tutta la sua produzione per il mercato argentino negli anni è stato enorme, dal famosissimo volume Che Guevara al Bar Major, una produzione gigantesca, veramente gigantesca, e una storia enorme.
Ecco, ed è un'opera che racconta, che è un omaggio a Venezia. In che senso è un omaggio a Venezia? Sì, sono 3 storie brevi di ambientazione totalmente veneziane che girano attorno a 3 temi fondamentali. Uno che è il sogno, l'altro che è la realtà, quindi il racconto storico, e l'altro che è la leggenda. E quindi nel tema, quando si parlerà di racconto storico, lui parlerà fondamentalmente della via del baccalà, di come il baccalà è arrivato nella cultura veneta, nella cultura veneziana, e quindi di come i Querini durante il suo viaggio finì sull'isola di Rosta e lì ottenne per le volte il baccalà che portò a Venezia, quindi un racconto storico trasformato in fumetto dal maestro. Il racconto favola invece racconterà di un sogno fondamentalmente, un'esperienza, adesso non posso anticipare troppo, però fondamentalmente un'esperienza legata a delle tradizioni venete e veneziane. Molti di questi racconti hanno trovato ispirazione da raccolte di racconti tipici veneziani scritti anche da Alberto Tosofei, che parteciperà anche lui stesso in questo volume nella veste di accompagnatore fondamentalmente di Breccia. E per la leggenda si racconterà di Fra Mauro, il delirio di Fra Mauro. Appunto, Fra Mauro era questo frate che viveva in clausura, era un grande cartografo veneziano che ha detto di aver rappresentato il mondo senza averlo mai visto fondamentalmente. Importante anche ricordare appunto che in questi giorni è stato ultimato il restauro del mappamondo di Fra Mauro presso la biblioteca, adesso mi sfugge il nome, la Marciana a Venezia, e che io credo che sia già visibile in questi giorni. È stato un caso fortuito per cui è stato finito il libro che parlava di Fra Mauro ed si è anche ultimato il restauro dell'opera alla Marciana, quindi interessantissimo poter vedere a Venezia il mappamondo restaurato ed eventualmente poter leggere anche il fumetto nel quale Enrique Breccia ne parla. Mentre parli io continuo a passare le immagini di Breccia e rimango estasiato, resterei a guardarle per ore. Come avete agganciato? È stato difficile agganciare un nome così importante come Venezia Comics, come Remer Comics? Sì, insomma. Non è assolutamente facile, perché chiaramente è un personaggio importantissimo della cultura del fumetto. Abbiamo avuto la fortuna che questo è stato un omaggio che lui voleva fare, quindi in qualche modo è stato lui a cercare delle realtà che lavorassero nel settore del fumetto o comunque nella divulgazione della cultura del fumetto a Venezia, proprio perché aveva intenzione di fare qualcosa. Poi qualcosa lo abbiamo definito. Cioè, abbiamo preso i contatti con la signora Pilon, la moglie Barbara, che ha fatto un lavoro strepitoso sia come scrittrice dei racconti che illustrati dal marito che da intermediario tra noi e lui, proprio perché il maestro voleva fare qualcosa per la città. Ha cercato i contatti e abbiamo trovato poi l'appoggio dell'assessore Venturini, che ci ha aiutato molto e ci ha dato soprattutto il patrocinio di Venezia 1600, col quale già collaboriamo con Venezia 1600, anche con una realizzazione di strip a fumetti che disegno io. Fra poco adesso le vediamo. Allora facciamo vedere un attimo le strip di Diego, perché poi da artista a artista stiamo parlando con un grande artista che è Diego Bonesso. Lo vediamo anche le strip di Diego Bonesso dedicate a Venezia 1600. Eccole qui. Va detto che il maestro Breccia è un attimino più famoso. Noi lavoro anch'io in Bonelli, io disegno Dragonero, insomma. In più queste sono delle strip a fumetti fatte per la comunicazione di Venezia 1600, nel quale fondamentalmente ripercorriamo il percorso del canto di Natale di Dickens, quindi l'incontro con il fantasma del presente, passato e futuro, per raccontare la Venezia che è, la Venezia che era e la Venezia che sarà, con un fumetto online pubblicato sui canali Instagram di Venezia 1600, in cui è il lettore che decide come va avanti la storia, una sorta di libro game dei nostri tempi, insomma, un fumetto interattivo dove l'utente dei canali della comunicazione di Venezia può scegliere come far andare avanti la storia.
e quindi noi ogni giorno, fondamentalmente ogni settimana, abbiamo questa strip, questa novità, che viene decisa dal pubblico. Quindi non mi permette di preparare niente, mi fa soffrire tantissimo perché devo aspettare tutti i giorni di sapere che cosa devo disegnare. È bellissimo questa interazione, questo rapporto. Sì, ma è molto particolare, il pubblico reagisce, siamo contenti. È una cosa nuova, una cosa alternativa, un mezzo di comunicazione alternativo per una grande istituzione come quella di Venezia. E chiaramente noi collaboriamo in questa maniera e in più con la mostra, con il libro, cerchiamo insomma di parlare di Venezia e di parlare di Venezia grazie al fumetto. Senti, ritorniamo sulle immagini anche di Breccia. Sono ripartite, parliamo anche un po' di voi. Dicevi prima i ragazzi, l'interazione, e anche i vostri corsi sono ritornano, insomma, la pandemia un po' alle spalle. C'è voglia di intraprendere anche questo tipo di carriera tra i giovani e giovanissimi? Sì, stiamo ritornando noi come associazione culturale a fare le lezioni, man mano gradualmente stiamo tornando a farle totalmente in presenza. Buona parte dei nostri corsi sono ancora in DAD perché il rischio ancora è grande, cioè si rischia ancora di doversi fermare e la cosa sarebbe impegnativa. Però gradualmente si sta tornando a un regime quasi ordinario con le fiere, quasi. Si sta tornando alle lezioni, comunque all'attività con i corsi. Adesso stiamo cercando degli spazi interessanti, nuovi, sempre grazie al Comune di Venezia, alla Fondazione Forte Marghera, stiamo cercando degli spazi all'interno di Forte Marghera e speriamo di riuscire a trovare una sede definitiva, insomma. Il Comune comunque ci aiuta, siamo contenti e spero che riusciremo a stabilizzarci. Se c'è voglia, sì, c'è tanta voglia tra i ragazzi giovani di fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di creativo. Il lavoro c'è, lo dico sempre, a patto che si sia bravi. Cioè la condizione sine qua non per lavorare nel settore è saper disegnare tutto, studiare tanto, purtroppo nessuno ti regala niente, però le opportunità di lavoro ci sono. Quello che devono capire i ragazzi è che devono studiare, che non possono improvvisarsi, che non possono dire è un gioco, se disegna mi diverto. È molto divertente, ma bisogna studiare, le cose bisogna saperle e purtroppo da soli non le si può imparare. Non siamo più in quel periodo storico dove ci si può improvvisare in una professione, bisogna studiarla assolutamente. Infatti facciamo anche diversi incontri nelle scuole come Venezia Comics, insomma capita nei licei artistici, in vari istituti professionali, collaboriamo spesso, addirittura in questo momento per Breccia stiamo collaborando con una scuola alberghiera, con la DF di Spinea, che sembra non c'entrare niente, invece hanno fatto un progetto interessantissimo per la realizzazione delle pietanze che verranno servite durante il buffet per gli invitati all'inaugurazione di Breccia, dove realizzeranno i piatti a tema Enrique Breccia, quindi ispirati al lavoro di Breccia, ai racconti, e quindi stanno facendo un lavoro pazzesco. Cioè la collaborazione del fumetto è interessante come possa spaziare e non limitarsi semplicemente alle collaborazioni con i vari licei artistici o le scuole di grafica, ma anche con istituzioni e scuole di più ampio respiro e cose che sulla carta sembrano molto lontane e molto diverse, come per appunto può essere la collaborazione con una scuola alberghiera professionale. Invece siamo riusciti a trovare un collegamento anche con quello ed interessante, che i ragazzi sembrano aver apprezzato. Siamo stati lì a scuola a mostrare le tavole di Breccia, a parlare del prodotto, a parlare di Villa Pisani, della storia di Villa Pisani. Sono contento che i ragazzi hanno ben risposto e adesso vedremo insomma cosa ci prepareranno. Spero faranno una sorpresa gradita a noi e ai nostri ospiti, insomma. A proposito di Breccia, mi dici la prima cosa che gli hai detto, cioè l'incontro con un nome del genere, la prima cosa che gli hai detto? Allora, io intanto lo saluto sempre dandogli del lei e lui insiste, mi permetto adesso di dargli a metà del tu, perché lui mi dice sempre Diego, dammi del tu. Ed è un'emozione grande per chi come me è cresciuto leggendo fumetti, leggendo i suoi fumetti. Mi mette sempre in grande imbarazzo perché non so mai neppure cosa dire con un autore del genere, però è una persona di un'umiltà talmente grande che riesce a farti sentire subito a suo agio. In questi giorni gira sui social delle foto in cui ci sono io seduto alla scrivania di Breccia, che sembra che
gli stia spiegando cosa fare sulle sue tavole. In realtà io ero ammirato a guardare il suo lavoro, però una persona così umile che in ogni contesto ti mette sempre assolutamente a tuo agio, ed è la costante del suo lavoro, perché veramente questo lavoro va inteso come un omaggio che ha voluto fare lui. Nessuno gli ha chiesto, l'ha obbligato, gli ha chiesto di fare questo lavoro. Lui ama la città di Venezia, ama la moglie, ama il lavoro della moglie, e hanno voluto fare appunto assieme un regalo a tutti noi. Un regalo a tutti noi sotto forma di una mostra bellissima che sarà visibile presso i musei di Villa Pisani per un mese, dal 9 di aprile all'8 di maggio, e poi sotto forma del libro prodotto sempre da Venezia Comics, da Remer Comics, che raccoglie queste storie, e speriamo di fare cosa gradita. Insomma, io vedo che il comune e l'istituzione hanno reagito bene, spero reagirà bene anche il pubblico, insomma, di fronte a questa cosa. Comunque parlare con Breccia è difficile, perché ti tremano i polsi, questa è la verità. Avere a che fare con una persona che rappresenta la storia del fumetto per così tanti anni, i vertici, per uno come me che è un appassionato, che è un lettore, che è un disegnatore, emozionante. Però è ancora più emozionante la sua umiltà. La sua umiltà probabilmente è la cosa più emozionante di Enrique Breccia, la disponibilità è meraviglioso, cioè abbiamo collaborato, quindi seguivamo i lavori, è stato un lavoro difficilissimo, faticosissimo, perché la responsabilità era enorme, la responsabilità di accompagnare, presentare un autore come lui al meglio per una piccola realtà come la nostra, perché questa è la realtà, cioè che Venezia Comics e Remer Comics, l'editore collegato, è una piccola realtà. Avere a che fare con un autore così grande è impegnativo anche solo in termini di responsabilità umana. E vedere comunque questa persona con questa carriera che ci faceva gli audiomessaggi di ringraziamento per tutti, per lo staff, man mano che il lavoro procedeva, è stata un'emozione, un ringraziamento enorme per tutti noi, per il quale noi saremo sempre grati al maestro, insomma, e spero che apprezzerà anche il pubblico, insomma, andando a vedere la mostra o comprando il libro. Spero che apprezzerà. Bene, ne siamo certi. Grazie mille, grazie allora Diego Bonesso. So che deve andare proprio a Stra, credo. All'allestimento. All'allestimento. Iniziamo ufficialmente l'allestimento, quindi parto subito. Ecco, va bene, va benissimo. Perfetto. Allora, 9 aprile dunque, questo sabato l'inizio di questa avventura. Grazie davvero, perché come sempre ci hai introdotto in un mondo che ci fa sognare. Insomma, raccontiamo tante volte di storie anche terribili, però insomma il fumetto è qualcosa di meraviglioso. Grazie a Diego Bonesso, buon lavoro. Grazie a tutti voi. Grazie davvero. E allora, dopo queste meravigliose immagini, queste meravigliose tavole, dobbiamo, ahimè, tornare alla cronaca. Ci sono alcune notizie di cronaca di cui dobbiamo rendervi conto. Allora, torniamo nella Marca trevigiana e parliamo di una tragedia avvenuta nella Marca, sulle strade. A perdere la vita un 64enne di Pederobba. Stava guidando il furgone, come faceva sempre, quando ad un tratto si è sentito male. Forse pensava ad un malore che sarebbe passato subito. L'uomo ha avuto quindi la prontezza di accostare e fermarsi a bordo strada. Ma a colpire un artigiano, 64enne di Pederobba, probabilmente è stato un infarto che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta nella notte lungo la strada provinciale 308 a Castelfranco Veneto. Ad allertare le forze dell'ordine e gli uomini del SUEM 118 un automobilista di passaggio intorno alle 4:30. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia di Castelfranco e i sanitari, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale cittadino in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria di Treviso. A proposito di tragedie sulle strade, è stata una settimana difficile, quella che si è conclusa domenica scorsa, e ieri c'è stato un addio toccante, l'addio alla giovane mamma e alla figlia di 7 anni scomparse nel tragico incidente di Agugliaro. Rivediamo queste immagini. Era gremita la chiesa di Custozza di Longare, che ha accolto Linda Pironato, 38 anni, e la figlia Noemi Dalmaso, di 7, che hanno perso la vita domenica mattina nel tragico incidente ad Agugliaro mentre si recavano ad una festicciola organizzata con altri genitori e bimbi. E proprio i compagni di scuola di Noemi hanno voluto esserlo vicini anche qui con le maestre. Sul tuo banco abbiamo posato i nostri pensieri, i nostri disegni per te. È un fiore giallo, il tuo colore preferito. Sei un angioletto che
i tuoi compagni nelle maestre. Il dolore in questo momento ha generato in noi una maggiore consapevolezza che ha reso la nostra comunità più forte e unita. Ci impegneremo, Linda e Noemi, per essere un punto di riferimento per la vostra famiglia. È difficile pregare, ma mi sento di chiedere allo Spirito Santo, il Consolatore, di darci la forza e di continuare a celebrare la vita. Ciao Noemi, ciao Linda, ti voglio bene. Il parroco Don Paolo Facchin, ricordando la fragilità umana, si è ispirato alla foto che accompagna la bara di Noemi. Noemi, quasi una piccola profezia, tende la manina verso le bolle di sapone che salgono verso l'alto e verso la luce. Essa nasce quasi per una magia. E noi, creature di Dio, e ogni vita nasce grazie al soffio dello Spirito di Dio. La bolla resiste e vive per pochi secondi, ma l'intensità e la gioia che fa scaturire nei bimbi crea in loro stupore e meraviglia, che non pensano al tempo che le rimane da vivere, perché è più importante la gioia. Come le bolle di sapone, con la canzone di sottofondo scelta e dedicata dal marito e papà Francesco, i compagni di scuola di Noemi hanno accompagnato il volo della mamma e la figlia in cielo in una nuvola di palloncini bianchi e 2 cuori rossi. Ancora la cronaca, ieri abbiamo raccontato a Padova dell'accoltellamento di un giovane kosovaro in piazzale Stazione appunto a Padova. Domani in prefettura il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico è pronto a prendere e assumere nuovi provvedimenti. Un taglio profondo sul volto che ha lesionato anche parte della muscolatura della guancia. È finito così un regolamento di conti saldato a colpi di coltello davanti al McDonald's di piazzale Stazione nel tardo pomeriggio di domenica tra un giovane kosovaro e una banda di nordafricani che sarebbe tornata a fargliela pagare dopo un diverbio violento scoppiato nel pomeriggio. Di questo si occuperà il vertice in prefettura di mercoledì mattina, una riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico alla presenza delle massime autorità della città con il prefetto Raffaele Grassi e il questore Antonio Sbordone. Un episodio di violenza diverso, quello di domenica sera, rispetto alle maxi risse tra giovanissimi convocate via social che tanto avevano preoccupato Padova negli scorsi mesi, con teatro le piazze della città, Prato della Valle, Piazza Duomo, Piazzale Stazione. Un regolamento di conti che si è consumato in quella sorta di quadrilatero lungo Boulevard tra via Cossetto, viale Codalunga, via Tommaseo e Corso del Popolo, dove le vie di fuga ci sono. Proprio qui potrebbe essere decisa un'intensificazione dei controlli che andrà in parallelo con le iniziative del tavolo per il disagio giovanile che da alcuni mesi lavora a Padova. E un'altra aggressione è quella di sabato notte ai danni di un minorenne in un bar del centro di Este. Ai carabinieri si è presentato spontaneamente l'autore del fatto, un giovane marocchino di 21 anni. Si è presentato di sua volontà in caserma per raccontare la sua versione dei fatti. A 21 anni è nato in Italia da una famiglia di origine marocchina, giovane che sabato notte ha accoltellato un 17enne in un locale della centrale piazza Matteotti di Este. Secondo una prima ricostruzione, il minorenne era nel bar gestito da cinesi con alcuni amici quando si è reso conto di non avere più il portafoglio con all'interno alcune centinaia di euro. A quel punto tutti avrebbero indicato nel giovane marocchino presente nel locale il possibile autore del furto. La tensione sarebbe salita in un attimo, parole grosse, spintoni. I due si sarebbero poi incontrati qualche minuto dopo nel bagno del locale. Proprio in quel momento il giovane marocchino avrebbe estratto un coltello e ferito all'addome il minorenne. Soccorso dagli amici, il 17enne sarebbe stato accompagnato in un locale vicino dove sarebbe stato soccorso e curato prima da un'infermiera presente, poi dal 118. Ferite guaribili in qualche giorno per il giovane. Una versione diversa, sostiene l'aggressore, che lunedì mattina si è presentato ai carabinieri e adesso attende di essere interrogato dall'autorità giudiziaria di Rovigo competente per territorio. Le indagini dei carabinieri nel frattempo continuano. Una violenta lite in famiglia esplosa nel cuore della notte in provincia di Vicenza, provvidenziale l'arrivo dei carabinieri.
90 a Vicentina. Arrestato dai carabinieri un uomo che nel cuore della notte aveva fatto irruzione nell'appartamento della sua ex, terrorizzando l'intera famiglia. Si tratta di un brasiliano di 28 anni residenti fuori regione. Verso le 2 della notte tra sabato e domenica, a seguito di un diverbio con la compagna per problemi legati alla custodia del figlio minore, l'uomo aveva deciso di far valere le sue ragioni recandosi personalmente dalla donna. In evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, il brasiliano avrebbe prima sfondato l'ingresso del condominio e poi forzato anche la porta dell'abitazione urlando e imprecando. La donna, che nel frattempo aveva lanciato l'allarme, ha subito lesione ad una mano nel tentativo di resistere all'irruzione. L'arrivo immediato dei militari ha messo fine all'aggressione. L'uomo arrestato in flagranza di reato dovrà rispondere di violazione di domicilio aggravata e danneggiamento. A Venezia invece gli agenti della questura hanno accompagnato all'aeroporto 2 cittadini che negli anni si sono resi protagonisti di diversi reati in provincia. Risse, maltrattamenti, droga, soltanto alcuni dei reati commessi negli anni da 2 cittadini stranieri che sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati nei giorni scorsi dagli agenti dell'ufficio immigrazione della questura di Venezia nei loro paesi d'origine, con destinazione Tirana in Albania. Il primo, sebbene in Italia da diversi anni, si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e da ultimo era stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. I numerosi precedenti hanno determinato il rifiuto del permesso di soggiorno e la successiva espulsione. Il secondo, entrato in Italia nel 2015 da minorenne, non ha mai regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale e ha collezionato numerosi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, per i quali è stato più volte arrestato. A proposito di sicurezza, torniamo nella Marca. Nel Coneglianese sono pronti a entrare in servizio 7 nuovi agenti di polizia locale, una iniezione di personale attesa da tempo. Oltre a scritto e orali, anche prove da, chiamiamoli così, Rambo, corse in pista e trazioni alla sbarra. Noi adesso assumeremo 7 nuovi vigili urbani, ci porteremo a oltre 40 nel territorio coneglianese e più di 30 a Conegliano. 7 nuovi agenti a tempo indeterminato sono pronti a prendere servizio nella polizia locale del Coneglianese, guidata dal comandante Claudio Malamace. In questi giorni l'ultimo round di prove orali dopo gli scritti e i test fisico-attitudinali da veri e propri Rambo, compresi un percorso ginnico, trazioni alla sbarra e una corsa in pista. I candidati inizialmente erano ben 153, poi in queste settimane la graduale scrematura. I nuovi agenti saranno distribuiti a seconda delle esigenze nei territori che rientrano nella gestione associata del servizio di polizia locale, quindi oltre a Conegliano anche Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, Susegana e Mareno. I comuni più piccoli, d'altronde, evidenzia lo stesso Chiesa, sono quelli che soffrono maggiormente. Ci sono comuni piccoli che hanno solo 2 vigili urbani, non riescono neppure a fare una pattuglia e questo è inconcepibile in uno Stato civile che chiede tra l'altro ai comuni di dare sicurezza sul territorio. Già, il tema della sicurezza sempre più percepito anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e dei tanti troppi incidenti che continuano a registrarsi sulle strade. Su questo fronte per il sindaco di Conegliano serve un'iniezione generale di risorse per tutte le forze dell'ordine. C'è una grande sinergia con le forze dell'ordine, ma servono personali sia per la polizia, per i carabinieri e per i vigili urbani. Restiamo nella Marca e siamo davvero in chiusura di questa prima edizione. Fra poco, ve lo ricordo, c'è il nostro approfondimento con l'ULS 2, con Alice Montagnier, con notizia di sport. Insomma, ieri raccontavamo di un Max Menetti, parliamo di Nutribullet Treviso Basket sulla graticola per la bruttissima sconfitta contro Napoli di domenica, che gli è stata fatale perché poi qualche ora dopo è arrivata la comunicazione ufficiale dell'esonero di Max Menetti. Era arrivato nel 2018, quindi poco meno di 4 anni, il condottiero, diciamo, della promozione in A. Al suo posto, queste sono le immagini della festa in Piazzale Burchiellati quel giorno della promozione, al suo posto è stato presentato questa mattina, e questa sera vi proporremo il servizio, il suo sostituto, che è un nome importante, Marcelo Nicola. Lo ricorderete, è stato uno degli artefici degli scudetti della Benetton
nei primi anni 2000, scudetto 2002-2003, è stato in Benetton dal 98 al 2004, erano gli anni insomma di Mike D'Antoni e poi di Ettore Messina. Marcello Nicola legato insomma a Treviso, ma poi ha avuto anche una importante carriera come allenatore, quindi guiderà la panchina della NutriBullet Treviso Basket da qui fino alla fine del campionato sicuramente, poi vedremo come proseguirà l'avventura, ed è un momento cruciale appunto perché Treviso deve salvarsi obiettivamente dopo le brutte prestazioni che poi sono costate il posto a Max Menetti. Siamo davvero in chiusura con lo sport. Allora, prima di lasciarvi al meteo, vi ricordo fra pochissimo, con la possibilità anche di intervenire in diretta con le vostre telefonate, l'approfondimento di Antenna 3 del martedì con l'ULSS 2 e quindi la nostra Alice Montagnier che parlerà con i suoi ospiti, anzi con il suo ospite, di vaccinazioni nell'infanzia, nell'adolescenza e nell'età adulta, con la dottoressa Maria Domenica Pedone, dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Da non perdere come approfondimento, c'è la possibilità come sempre di telefonare in diretta. Vi lascio al meteo, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Condizioni meteorologiche stabili e temperature in ripresa grazie ad un progressivo rialzo della pressione atmosferica e al definitivo allontanamento della perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 5 aprile. Sul Veneto fino al primo mattino nebbie sulla pianura, più probabilmente su costa e zone limitrofe. A seguire sarà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche nube in più dal pomeriggio sul Trevigiano, ma senza piogge associate. Temperature in aumento, minime tra 2 e 5 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sulla fascia alpina e sulla costa sarà poco nuvoloso, al mattino possibili foschie in pianura. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto soleggiato con qualche annuvolamento più consistente sui settori settentrionali. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 16-17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati gentili telespettatori in diretta, appuntamento dedicato con gli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, vaccinazioni nell'infanzia, nell'adolescenza e nell'età adulta. Ne parliamo quest'oggi in compagnia della mia ospite. Ho il piacere di avere in studio la dottoressa Maria Domenica Pedone, dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ULSS 2 Marca Trevigiana. Ben trovata dottoressa. Grazie di essere con noi. Allora, cominciamo a parlare di vaccinazioni. Non parliamo solamente di vaccinazioni Covid, ma di vaccinazioni in generale. Fatto sta però che la pandemia del Covid in qualche modo ci ha fatto pensare solamente a quelle vaccinazioni, alle vaccinazioni anti-Covid. Questo ha arrestato l'offerta delle altre vaccinazioni, oppure avete, come sanitari dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, continuato a vaccinare un po' per tutte le altre vaccinazioni che sono previste dal calendario? Non l'ha arrestata, abbiamo in qualche misura continuato a vaccinare. Alcune vaccinazioni dell'infanzia sono state sempre garantite anche nel periodo di massima incidenza della pandemia, altre invece sono state rallentate. Allora noi abbiamo garantito sempre dal febbraio del 2020 in poi l'esecuzione delle vaccinazioni 0-2 anni, perché era fondamentale
normale che venissero garantite perché sono bambini neonati completamente suscettibili, e quindi un abbassamento notevole delle coperture in questa fascia di età avrebbe potuto portare delle conseguenze importanti per la salute pubblica. Quindi queste sono sempre state garantite, così come sono state sempre garantite le vaccinazioni che presentavano un carattere di urgenza, per esempio nelle donne gravide che avevano bisogno di fare la dose di richiamo per la pertosse, piuttosto che le donne che sono state trattate dopo il pap test, se vengono trovate positive al papillomavirus, con le lesioni C2 e C3, dopo il trattamento devono essere vaccinate, possono essere vaccinate per il papillomavirus anche le donne adulte, però deve essere fatto in un tempo molto ristretto dal trattamento, e quindi questo costituisce un carattere di urgenza, così come abbiamo vaccinato le persone a rischio per patologia come gli splenectomizzati, i trapiantati eccetera. Tutto questo hanno trovato spazio, mentre i richiami successivi alle vaccinazioni di base dei 0-2 anni, quindi il richiamo dei 6 anni così come il richiamo a 14 anni, sono state un po' rallentate. Cosa significa rallentate? Che le abbiamo eseguite quando il Covid, la pandemia, ci ha consentito delle finestre in cui abbiamo potuto fare dei ricoveri. Prego, no, concluda pure. Per cui ogni volta che si abbassava l'incidenza della pandemia, avevamo un po' meno casi nel 2020, oppure anche le vaccinazioni rallentavano un po' nel 2021, abbiamo utilizzato quella finestra per chiamare e fare delle campagne ad hoc per i richiami degli 11enni, 14enni e per i 6enni. Ecco, io ricordo ai nostri telespettatori da casa che possono come sempre intervenire facendo una domanda alla dottoressa Pedone. 0422 16 28 332 il numero per intervenire, quindi aspettiamo le vostre telefonate e le vostre domande e anche curiosità. Dottoressa, mi sembra di capire insomma che le urgenze sono state comunque in termini di vaccinazione portate avanti, ma ci sono dei ritardi, ci sono stati delle posticipazioni, come dicevamo, insomma, di determinate vaccinazioni. Ci sono delle possibili ripercussioni per questi ritardi nella vaccinazione che insomma sono stati dovuti alla pandemia di Covid-19? Allora, nell'immediato no, perché comunque un ritardo nella realizzazione delle coperture vaccinali deve essere prolungato nel tempo, e i 2 anni di pandemia sono un tempo breve per le vaccinazioni. Sicuramente ci sono stati degli studi fatti in America per quanto riguarda la vaccinazione dell'HPV che hanno previsto degli scenari in cui potremmo avere dalle 50.000 alle 100.000 lesioni precancerose in più rispetto a quello che avveniva prima della pandemia. Però questo avviene ovviamente se non si corre ai ripari. No? Ma nell'ULSS del Veneto e in particolare nell'ULSS 2 questo lavoro, con grande anche fatica e sacrificio da parte degli operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione, è stato fatto, nel senso che veramente il fatto di utilizzare tutte le finestre possibili per metterci dentro una corte di nascita per dei richiami ha fatto sì che il ritardo poi non sia enorme per quanto riguarda la nostra ULSS. Insomma, abbiamo vaccinato un po' in ritardo di qualche mese i nati nel 2015 che dovevano essere vaccinati nel 2021, li abbiamo finiti di vaccinare adesso, ma stiamo già per iniziare a chiamare i 6enni che devono essere chiamati nel corso del 2022.
Quello che sta succedendo nella nostra ULSS è che mentre prima i richiami venivano effettuati ogni mese, per cui ogni mese si chiamavano quei bambini di 6 anni che avevano compiuto gli anni nel mese precedente, no? Quindi a febbraio noi chiamavamo chi aveva diritto a fare il richiamo che aveva compiuto gli anni a gennaio, così come anche gli 11enni per l'HPV e i 14enni per gli altri richiami. Adesso questo non è stato possibile perché non abbiamo avuto lo spazio per quanto riguarda il distanziamento sociale, non abbiamo avuto le risorse perché la maggior parte delle risorse erano impegnate o nella gestione dei casi e dei contatti con il contact tracing o nelle vaccinazioni Covid, e quindi abbiamo dovuto concentrare le chiamate, per questo parliamo di recuperi, perché abbiamo per esempio a luglio del 2021 chiamato tutti quelli che erano nati da gennaio a luglio per fare l'HPV. Certo. È già arrivata una domanda attraverso i social, io gliela pongo prima di andare a spiegare tutte le vaccinazioni insomma, che vengono offerte, perché ogni età ha la sua vaccinazione. Perché si inizia a vaccinare subito dopo il compimento dei 2 mesi? Non è troppo presto? Questo naturalmente riferito alle vaccinazioni pediatriche. Sì, no, non è assolutamente presto, vengono i 2 mesi, praticamente in realtà è il terzo mese di vita, cioè dal compimento del 61esimo giorno, prima che si finisca il terzo mese di vita, viene scelto non a caso, ma perché nei primi 2 mesi di vita il bambino riceve attraverso il sangue placentare, quindi il sangue della madre, gli anticorpi che la madre ha per effetto o delle malattie che ha contratto nella prima infanzia la mamma o per le vaccinazioni che la mamma ha ricevuto. Quindi vaccinare nei primi 2 mesi di vita non solo è un po' inutile perché il bambino risulta già abbastanza protetto, ma soprattutto andremo un po' a diminuire l'efficacia delle vaccinazioni, perché ovviamente gli anticorpi materni andrebbero ad ostacolare l'antigene contenuto nei vaccini. A 2 mesi di età invece, siccome gli anticorpi sono proteici, sono proteine e si denaturano col passare del tempo, nell'arco di 2-3 mesi la stragrande maggioranza, se non la totalità dei bambini, ha perso gli anticorpi materni, per cui non ha più questa azione di contrasto nei confronti degli antigeni vaccinali e allo stesso tempo è molto suscettibile e diventa aggredibile da questi virus, no? Allora noi nei vaccini che facciamo, per esempio l'esavalente, è il primissimo vaccino che viene fatto. È il primo vaccino che viene fatto insieme al pneumococco. Allora nell'esavalente noi abbiamo dei vaccini che grazie alle vaccinazioni sono scomparse come malattie, no? Per esempio penso alla polio, almeno nei nostri territori, la difterite. Ci sono poi delle malattie, dei vaccini che contrastano delle malattie che solitamente non si possono prendere nel primo anno di vita, come l'epatite B o come il tetano. Però ci sono poi, sono nell'esavalente contenuto anche dei vaccini come l'Haemophilus di tipo B che invece viene preso, può dare origine ad una meningite del lattante, denominata così perché proprio colpiva i bambini nei primi 2 anni di vita, oppure contiene il vaccino contro la pertosse che proprio nel primo anno di vita è molto pericoloso per i neonati, tanto pericolosa come malattia che da un po' di anni a questa parte si cerca di garantire l'effetto cocoon, cioè l'effetto culla, vaccinando le donne gravide nelle ultime settimane di gestazione, di gravidanza, proprio per consentire poi all'atto della nascita di avere che il bambino abbia un buon corredo di anticorpi contro la pertosse e non sia aggredibile proprio dove questa malattia è più pericolosa. Questo è sicuramente un tema molto sentito dai neogenitori, no? Perché insomma è una decisione anche importante quella di vaccinare i bambini. Fa sempre forse un po' impressione il fatto di vaccinarli così piccoli, dottoressa. Sì, io comprendo. Poi nella mia esperienza ormai che dura già da qualche anno di medico vaccinatore, mi sono trovata molto spesso a fare colloqui con i genitori, con i neogenitori e anche incontri
incontri pubblici, no, dove si parlava con i genitori di vaccinazioni, e questa era una delle tematiche più ricorrenti nei dubbi dei genitori. Però in realtà, se noi pensiamo alla quantità di germi, antigeni e insulti, no, che respiriamo quotidianamente in qualsiasi momento durante la nostra giornata, gli antigeni somministrati con il vaccino sono veramente una piccolissima cosa, e quindi un bambino che riesce a vivere, che ha un sistema immunitario competente, quindi riesce a vivere liberamente senza vincoli, no, di protezione particolari, sicuramente è in grado di sopportare, tra virgolette, la piccola quantità di antigeni che vengono somministrati con le vaccinazioni. Se mi consente, io chiarirei anche un altro punto che di solito viene subito dopo, no? Perché si vaccina così presto e poi perché si vaccina così tanto. Allora, questo è un po' un falso mito, no? Noi è vero che vacciniamo con molti più vaccini di quanto non si vaccinava qualche anno fa, però se noi andiamo a vedere la composizione dei vaccini attuali rispetto ai vaccini degli anni precedenti, vediamo che in realtà venivano più bombardati i bambini degli anni 60 che non i bambini attuali, cioè i neonati di adesso che nell'arco del primo anno di vita ricevono una decina di vaccini, all'incirca raggiungono una quantità, cioè complessivamente questi vaccini hanno 132-150 antigeni complessivamente. Solo il vaccino antivaioloso che veniva somministrato negli anni 60, negli anni 50, aveva 200 antigeni, quindi una dose di un vaccino singolo aveva molto più quantitativo di principio attivo di quanto non abbia il cumulo di tutti i vaccini che vengono somministrati nell'arco di un anno e non nella singola dose. Ecco, anche questo è un tema molto caldo, no? Al quale abbiamo forse fatto più attenzione, abbiamo iniziato a rifletterci proprio nel corso di questa pandemia. Insomma, le domande che molti si sono fatti, insomma, sono tantissime. Una su tutte, forse, questi vaccini sono sicuri? Sono diversi sicuramente rispetto ai vaccini di, come diceva lei, tanti anni fa. Però, insomma, questa è una domanda che molti si pongono e che poi, insomma, è determinante anche l'informazione che abbiamo a nostra disposizione per fare una scelta. Sì, sono estremamente sicuri. Sono estremamente sicuri perché la tecnologia farmaceutica è andata molto avanti, le tecniche si sono molto affinate e quindi già questo garantisce la sicurezza. Sono sottoposti a dei rigidi protocolli di ricerca prima di essere autorizzati all'uso umano e quindi anche questo garantisce la sicurezza. In Europa e in Italia particolarmente abbiamo a livello europeo l'EMA, che è l'ente autorizzativo, no, di controllo dei farmaci a livello europeo, e in Italia abbiamo l'AIFA, e sono sicuramente tra le agenzie del controllo dei farmaci con le maglie più strette rispetto anche a, per esempio, l'FDA americana o altre agenzie del farmaco di altri paesi, insomma. Poi c'è un altro sistema che garantisce la sicurezza dei farmaci, in particolare dei vaccini, che è la sorveglianza farmaceutica, che è quella della segnalazione degli eventi avversi. Allora, mentre per la maggior parte dei farmaci l'obbligo alla segnalazione dell'evento avverso è solo per le reazioni gravi, per i vaccini invece l'obbligo è per qualsiasi tipo di reazione. Inoltre, da diversi anni la segnalazione può essere fatta non solo dal medico e dall'operatore sanitario che viene a conoscenza di una reazione, ma anche dal singolo cittadino attraverso una farmacia del territorio. La interrompo, su questo ci torniamo perché è molto interessante questo aspetto. Abbiamo una prima telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea?
Sì, pronto, buongiorno, sono Bianca. Fatalità, stavate parlando un po' del tema delle appunto reazioni da vaccino, perché io sono un caso di purtroppo persona che ha avuto reazioni da vaccino e devo dire che è stato molto difficile segnalarlo. Praticamente ogni volta che andavo a segnalare la problematica mi veniva detto che era impossibile, che era qualcosa di inaccettabile. Purtroppo io non sapevo nemmeno che esistessero i gruppi Novax, quindi erano delle reazioni che verificavo anch'io sul biofisico, che alcuni medici avevano evidenziato, soprattutto anche quando ero in ospedale, perché quando avevo il camice bianco si poteva parlare di queste reazioni, quando invece era una persona qualunque queste reazioni non venivano assolutamente considerate e purtroppo nell'ultimo periodo si è creata appunto più che altro un'ideologia fra Novax e Provax, mentre purtroppo ogni persona è diversa e andando in cerca anche su vari articoli, parlando con persone importanti anche di Cambridge o di altre centri di ricerca, uno per esempio è il dottor Toland che è il primo che si è occupato di vaccinomica, ho scoperto che ci sono dei sistemi per eventualmente prevedere se una persona può essere più reattiva ad alcune tipologie di vaccini. Ecco, io mi chiedo se è possibile eventualmente, probabilmente anche con l'impiego di certe somme di denaro, poter iniziare ad occuparsi anche del singolo, perché ovviamente la maggior parte delle persone magari non reagirà ai vaccini, ma purtroppo ci siamo anche noi che saremo, non so, dico una percentuale, l'1% di persone che erano sane ma poi sono state danneggiate e ovviamente è una scelta morale, nel senso vacciniamo tutti, però sappiamo che ci saranno delle persone sane che la dovranno comunque pagare. Grazie Bianca per il suo intervento, insomma anche questo è un tema caldo naturalmente. Che cosa possiamo rispondere alla telespettatrice? Era quello che in un qualche misura stavo descrivendo prima, insomma c'è allora tutti i farmaci e i vaccini non fanno eccezione perché sono comunque dei farmaci, anche i vaccini utilizzati a scopo preventivo, ma sono nella categoria farmacologica. Quindi i farmaci hanno degli effetti collaterali, tutti, dal più semplice farmaco, più comune farmaco da banco fino il chemioterapico più complesso, insomma. Il sistema di vigilanza farmaceutica serve proprio a questo, ad andare a segnalare e a evidenziare gli effetti collaterali sia noti e sia quelli non noti. Un soggetto che in seguito all'assunzione di un farmaco, la somministrazione di un vaccino presenta una reazione avversa, ovviamente la prima persona da contattare è il proprio medico curante che può valutare se quella sintomatologia è connessa e collegata alla somministrazione del vaccino o alla somministrazione di un farmaco anche solo temporalmente. Poi, una volta evidenziata la connessione temporale si può fare ulteriori indagini per vedere se effettivamente c'è il nesso causa ed effetto con la somministrazione del vaccino. Sono delle indagini che vengono compiute continuamente, insomma, per le varie reazioni che vengono segnalate. In Veneto noi poi abbiamo un vantaggio ulteriore per la sicurezza dei vaccini rispetto alle altre regioni, che è la presenza dell'istituto, un servizio all'interno dell'Università di Verona voluta dalla Regione Veneto, che opera ormai da tantissimi anni, che è Canale Verde. Canale Verde è un centro quindi universitario voluto dalla Regione, che si occupa dello studio delle reazioni avverse dei vaccini somministrati in Veneto. Ogni anno redige una relazione con tutte le
reazioni avverse che sono state segnalate in Veneto nell'anno precedente e fa anche un importante confronto tra gli eventi avversi che si sono avuti in Veneto nell'arco di 10-20 anni. Ormai credo che siamo vicini ai 20 anni di studio e quindi si vede anche il trend, come sono modificate, come è modificato anche il livello di segnalazione, eccetera, e anche è importante soprattutto andare a vedere il rapporto tra le dosi somministrate di un vaccino o dei vaccini in generale e il numero di reazioni avverse lievi, moderate o gravi, no? Perché anche questo fa poi pensare, ragionare sul tipo di sicurezza che un vaccino presenta. Certo, è importante comunque per il cittadino, insomma, poter avere la possibilità di segnalare quelle che sono le reazioni avverse, insomma quello che accade nel momento in cui si è sottoposti a una vaccinazione o ad esempio si viene somministrato un farmaco, no? Sì, può farlo direttamente, dicevo prima, rivolgendosi anche in una qualsiasi farmacia territoriale oppure entrando anche autonomamente nel sito dell'AIFA, che è l'Agenzia Italiana per il Farmaco, oppure rivolgendosi al proprio medico curante. Allora, dicevamo, ogni età ha le sue vaccinazioni. Cominciamo a parlare di persone dai 65 anni in su. Qual è il calendario vaccinale, se lo possiamo chiamare così? Sì, allora, nei 65 anni, nei soggetti che hanno compiuto 65 anni, al compimento dei 65 anni noi li invitiamo, quindi è un'offerta attiva e gratuita, per fare il vaccino contro il pneumococco, che è lo Streptococco pneumoniae, che è responsabile per la stragrande maggioranza dei casi di bronchiti e polmoniti, ma che in una buona percentuale di casi, soprattutto nelle età estreme della vita, quindi nei soggetti anziani o nei bambini molto piccoli, può complicarsi con una forma grave di meningite. Ed è il motivo per cui offriamo gratuitamente a 65 anni la vaccinazione con il pneumococco. A chi è consigliato in particolare? A chi viene offerto a tutti i 65 anni, ma chi insomma è particolarmente invitato alla vaccinazione? È bene farlo tutti, perché noi lo offriamo a tutti ed è bene che tutti lo facciano, perché con la senescenza e quindi dell'età si va ad avere anche la senescenza del sistema immunitario, per cui anche se noi abbiamo incontrato sicuramente il pneumococco nel corso della vita, però poi con l'aumentare dell'età si va a diminuire la forza di reazione del nostro sistema immunitario e si vanno anche a perdere quegli anticorpi che avevamo accumulato. Quindi è bene alla soglia dei 65 anni, anche se non si è anziani, no? Ormai l'età si è spostata, la definizione di anziano si è spostata molto più avanti, però vaccinarsi a 65 anni ci garantisce poi di arrivare alla senescenza vera e propria, quindi a 80-85 anni, con una buona protezione anticorpale. Dose? 2 dosi? Una dose è sufficiente. Poi l'altro vaccino che noi offriamo è quello per l'herpes zoster. Il virus dell'herpes zoster è il virus della varicella. In molte persone diventa sempre più diffuso, soprattutto dopo i 50 anni, ci può essere come il virus tutti un po' gli herpes, no? Anche quelli che ci colpiscono a volte sulle labbra, certo. Tipo l'herpes simplex tipo 1, eccetera, sono dei virus che rimangono silenti nei gangli, nei nervi, nelle radici dei nervi. Poi a distanza anche di tempo, quindi per quanto riguarda l'herpes zoster di una varicella, magari una varicella decorsa in maniera non conclamata o in maniera inapparente, eccetera, possono riattivarsi se una persona è fortemente debilitata per una patologia, se uno è sottoposto per esempio a un grande stress per cui il sistema immunitario è un po' crollato, oppure anche questo può attivarsi soprattutto mano a mano che si va avanti con l'età.
no? È il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Ecco, forse lo conosciamo più comunemente così. La interrompo, riprendiamo da qui. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Con Marino Morgano. Buongiorno, ci dica pure. Niente, io conosco la dottoressa Pedone e io... Pronto? Sì, la ascoltiamo. Prego, ci dica pure. Conosco perché è del mio comune. Quindi. Comunque io ho 65 anni, 66, e in effetti anch'io sono stato richiamato per l'Esperzolter, l'eumococco, e ho fatto anche l'antitetranica, che era facoltativa. E quindi io concordo pienamente sul fatto che ci si deve assolutamente vaccinare per questi per cui io... Prego, l'ascoltiamo. Comunque niente, volevo solo confermare questo, che è fondamentale quello che ha detto la dottoressa. Grazie mille, grazie per la sua telefonata. No, nonostante siano vaccinazioni volontarie, quindi vengono offerte, insomma, ribadiva l'importanza di sottoporsi a questa vaccinazione. Ci eravamo lasciati poco fa spiegando, insomma, la vaccinazione per l'anti-herpes zoster, che è più comunemente conosciuto come fuoco di Sant'Antonio. Anche questa dai 65 anni viene offerta. Sì, al compimento dei 65 anni viene offerto. Da quest'anno la Regione Veneto mette a disposizione questo vaccino anche per chi ha... Allora, la Regione Veneto ha cominciato ad offrire questo vaccino gratuitamente a partire dai nati nel 53, quindi i nati dal 53 in poi, anche se al momento della chiamata non hanno fatto la vaccinazione, possono comunque rivolgersi al servizio sanitario della Regione Veneto nell'ULSS di appartenenza e richiedere il vaccino anche fatto in ritardo, perché non si perde una volta che la corte di nascita è inserita in un'offerta attiva, poi questo diritto all'offerta attiva gratuita non si perde col passare degli anni, per cui anche uno del 53 che era stato chiamato al compimento dei 65 anni e che per motivi vari non si è presentato e adesso ha cambiato idea e vuole fare il vaccino, può rivolgersi al servizio, all'ULSS di appartenenza e verrà inserito negli appuntamenti. Da quest'anno però la Regione Veneto offre anche a chi non appartiene a queste corti di nascita, quindi chi è nato nel 50, nel 45 eccetera, che quindi non è stato incluso nell'offerta attiva, su richiesta, sulla propria richiesta, quindi non c'è l'offerta attiva da parte dell'ULSS, ma se lo richiedono ai servizi vaccinali possono essere vaccinati anche loro e gratuitamente, così come possono essere vaccinate tutte le persone anche più giovani che hanno però delle condizioni di rischio di patologia particolari. Certo, e quindi insomma deve essere una richiesta attiva, deve essere il cittadino insomma che la fa. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno? Abbiamo qualcuno in linea? Sì, buongiorno, sono Teresa De Marchi. Buongiorno, dica pure. Volevo chiedere alla dottoressa. Prego. Io ho avuto l'herpes un mese fa, che è già la seconda volta che lo prendo a distanza di 5 anni. Adesso voglio fare il vaccino. Dopo quanto posso farlo? Conviene che aspetti ancora un po', se l'ha fatto un mese fa magari aspetti almeno 6 mesi prima di sottoporsi di nuovo alla vaccinazione, poi può fare richiesta per essere vaccinata. Quindi da settembre in poi la signora può fare richiesta. Sì, come fa anche in questo caso per fare richiesta? Diamo un consiglio, un aiuto. Allora, a seconda Lei dove risiede, signora? Riese Pio X. Riese Pio X. Allora può scrivere una mail a sispasolo@aulss2.veneto.it.
Comunque se ha accesso al sito dell'ULSS 2, va alla pagina delle vaccinazioni, sicuramente trova tutti i numeri di telefono e gli indirizzi mail a cui rivolgersi per fare la vaccinazione, per richiedere la vaccinazione. Eventualmente Comunque, può farsi aiutare dal medico di base, no? Perché magari non tutti hanno la possibilità di avere a che fare con gli certo. strumenti digitali, quindi il medico di base, signora, la può comunque aiutare e indirizzare per poter prenotare la vaccinazione. D'accordo? Grazie. Grazie signora, grazie a lei, buona giornata. Allora, dicevamo poco fa insomma che la vaccinazione anti-herpes zoster viene offerta dalla Regione Veneto a tutti i cittadini, non soltanto a determinate classi di età, quindi insomma tutti hanno la possibilità di prenotarlo. No, allora tutti, l'offerta attiva della Regione Veneto riguarda i 65enni, a partire dalla corte di nascita del 53, mentre chi ha più di 65 anni e non rientra quindi nelle corti comprese nell'offerta attiva può farne richiesta. Anche in questo caso, dottoressa, ci sono delle persone, delle categorie di persone alle quali è particolarmente consigliata, o anche in questo caso insomma è consigliata a tutti indipendentemente insomma da quell'età in poi? Beh, nelle età più avanzate sicuramente consigliata a tutti. Se poi ci sono anche delle comorbidità come per esempio il diabete, piuttosto che una patologia che può provocare una importante immunosoppressione, oppure una terapia che è immunosoppressiva, allora è il caso, il soggetto viene più esposto al rischio di herpes zoster, quindi di recidiva, come la signora che aveva chiamato prima, no? Di recidiva del fuoco di Sant'Antonio, che è una malattia insomma abbastanza dolorosa, e soprattutto nei soggetti più anziani il dolore, la neuropatia dovuta al fuoco di Sant'Antonio può durare anche molto a lungo, no? Ed è molto debilitante, molto funzionalmente bloccante, insomma debilitante, per cui è importante, se ci sono delle condizioni di rischio che vanno valutate col proprio medico di medicina generale, è ovvio che deve essere fatta, insomma richiesta da parte dell'utente stesso la vaccinazione. Però è importante soprattutto quando si viene chiamati di rispondere alla chiamata e di sottoporsi alla vaccinazione, perché è un modo per arrivare poi nei momenti di maggiore rischio già coperti e protetti. Qual è il grado di protezione di questa vaccinazione? Allora, da quest'anno abbiamo cambiato il tipo di vaccino. Prima utilizzavamo un vaccino a virus attenuato che ovviamente presentava dei limiti, perché non poteva essere utilizzato nei soggetti con importanti immunodepressioni, no? Bisognava aspettare di aver superato il momento, eccetera. Da quest'anno abbiamo invece un vaccino adiuvato, non più vivo attenuato, che invece può essere usato anche nei soggetti per i quali il vaccino che utilizzavamo prima non poteva essere usato, e questo nuovo vaccino, che viene fatto in 2 dosi, quindi un soggetto viene invitato una prima volta e poi viene dato l'appuntamento dopo circa 2 mesi per fare la seconda dose e completare quindi il ciclo. Questo nuovo vaccino invece ha una efficacia del circa il 90%, il 91% per il fuoco di Sant'Antonio, per l'infezione, e ha una buona percentuale, credo sull'80%, per quanto riguarda invece la neuropatia, che è la complicanza poi più pesante dovuta al fuoco di Sant'Antonio. Poi non è la stagione giusta, ma insomma c'è anche il vaccino anti-influenzale, anche questo insomma è rivolto alle persone dai 65 anni in su. Sì, assolutamente. Prima però, in occasione delle chiamate attive per il pneumococco e per l'herpes zoster, lo ricordava il signore che ha chiamato prima, c'è anche l'antitetanica. Quando noi andiamo accogliamo insomma la persona invitata per fare l'herpes zoster e il pneumococco,
pneumococco, andiamo a valutare anche lo stato vaccinale per l'antitetanica, e se sono tanti anni, sono più di 10 anni che non fa l'antitetanica, andiamo a somministrargli una dose di richiamo, e molto spesso per l'effetto culla di cui dicevo prima, siccome molti di loro sono nonni, e allora andiamo a fare insieme all'antitetanica anche la difterite e la pertosse, in modo da poter proteggere eventuali neonati con cui potranno essere in contatto. Certo. Cambiamo età della vita, insomma, e parliamo di vaccinazioni nell'adolescenza. Qui il calendario vaccinale qual è? Allora, nell'adolescenza partiamo con un'offerta attiva già a 11 anni con l'HPV. Il vaccino anti-HPV è il vaccino antipapilloma umano, il virus del papillomavirus, il virus del papilloma umano è la seconda causa al mondo di tumore, di cancro, in entrambi i sessi. È stato ancora nel 2007 introdotta la vaccinazione di massa per il vaccino contro il papillomavirus, è stata introdotta inizialmente diretta solo alle bambine, no? Da alcuni anni, da pochi anni a questa parte, la vaccinazione è stata estesa anche ai maschi. Perché questo? Perché esattamente come era successo negli anni precedenti con la rosolia, proteggere le donne da un rischio diretto nei confronti di un virus, per poter proteggere le donne è bene che sia protetta tutta la popolazione, no? Non soltanto la fascia, il genere femminile, e quindi anche se noi avevamo fatto un buon lavoro di vaccinazione, di copertura vaccinale sulle bambine, comunque il virus continuava a circolare nella popolazione della stessa fascia di età, perché c'erano tutti i maschi che erano non vaccinati. Inoltre nel corso degli anni si è visto che sempre di più emergevano dei tumori che sono rari, ma che sempre di più riscontriamo, che sono il cancro dell'ano, oppure anche dei cancri dell'apparato respiratorio, delle prime vie bronchiali, che sono comunque sempre più connessi con alcuni stereotipi dovuti al papilloma umano, e quindi da alcuni anni a questa parte il Ministero della Salute e la Regione Veneto in conseguenza hanno esteso la vaccinazione sia ai bambini che alle bambine a 11 anni di vita, e quindi viene offerta insomma anche in questo caso agli adolescenti. È la stessa che viene offerta poi alle donne per la protezione, ecco, Noi attualmente abbiamo un vaccino nonovalente, quindi contiene 9 sierotipi diversi di virus del papilloma umano. Quelli più pericolosi per la salute umana, che danno origine al cancro, ricordo per chi non ne avesse memoria che il papillomavirus è il principale agente per il 90-95% dei casi, è l'agente che determina il cancro della cervice uterina, che dopo il cancro della mammella è la principale causa di morte nelle donne per cancro. Può dare poi in minore misura, minore incidenza anche dei tumori vaginali e dei tumori della vulva. Okay? Più quelli che ho detto che possono interessare entrambi i sessi. Com'è la sensibilità riguardo questo tipo di vaccinazione? Nel senso, è una vaccinazione che viene somministrata molto, c'è molta sensibilità da parte delle donne, dei maschi anche a questo punto, oppure no? Allora, in epoca pre-pandemica avevamo raggiunto, almeno qui nella nostra ULSS e in Veneto in generale, una buona adesione. Non abbiamo
abbiamo ancora raggiunto i livelli ottimali di adesione, perché è una di quelle vaccinazioni in cui magari i genitori ancora pensano che sia troppo presto, che comunque riguarda la sfera sessuale, l'attività sessuale che ancora magari a 11 anni non è iniziata, eccetera, e quindi tendono magari a rinviare o a posticipare, insomma, o a non fare la vaccinazione. Invece è molto importante farla a 11 anni, perché più si interviene prima che sia partita, che sia iniziata l'attività sessuale, meglio risponde il sistema immunitario alla vaccinazione. Quindi sicuramente poi le bambine arrivano all'esperienza, all'attività sessuale, sicuramente da donne adulte, sicuramente con una protezione in più, maggiore, più forte rispetto invece a chi magari si vaccina poi, come le donne per esempio che vacciniamo dopo il trattamento per le lesioni precancerose già individuate. All'estero forse c'è più sensibilità riguardo questo tipo di vaccinazione? Non ho guardato bene i dati, però sicuramente in Australia, tra i vari paesi, anche perché è stato tra i paesi che prima degli altri, l'Australia e la Nuova Zelanda, hanno sperimentato il vaccino contro il papilloma umano, no? Le prime esperienze sono partite proprio di là, e probabilmente sarà l'Australia il primo paese in cui si potrà dire tra qualche anno che il papilloma umano è stato sconfitto, non è più una causa di tumore, insomma si sconfiggerà il tumore della cervice uterina, anche perché, e questo mi preme dirlo, anche grazie comunque al Pap test. Okay? C'è una buonissima esperienza e capillarità del Pap test in Australia, e questo è una pratica che anche qui in Italia non deve essere abbandonata, cioè non è che le donne che si vaccinano poi non è più importante che facciano il Pap test, ma le due cose devono correre parallelamente. È uno screening importantissimo. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, ci dica. Buongiorno anche alla dottoressa. Niente, volevo chiedere, io ho fatto 65 anni il pneumococco e dopo altri l'antitetano, e dopo c'è delle sigle DTPA, non so a cosa si riferisca. Ho richiamo dal 2025. Vorrei chiedere, devo prenotarlo o posso andare direttamente con la tessera sanitaria? Devo prenotarlo, volevo sapere. Grazie. A mio marito invece i richiami non li abbiamo fatti, ha 79 anni, è ancora in tempo per fare il richiamo o deve ricominciare dall'inizio, diciamo? Grazie Nadia, grazie per la sua telefonata. Allora andiamo in pubblicità e poi rispondiamo alla nostra telespettatrice. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta, ancora per parlare di vaccinazioni. Rispondiamo alla nostra telespettatrice, a Nadia, che insomma diceva di avere i richiami nel 2025. Come deve comportarsi, cosa deve fare? Allora, innanzitutto la sigla che citava, DTP, sta per difterite, tetano per tosse, che era quello di cui parlavo prima, no? Che facciamo, oltre al tetano, facciamo anche gli altri due vaccini per proteggere meglio soprattutto i bambini. Nel 2025 si dovrà prenotare, dovrà rivolgersi nei canali consueti di prenotazione delle vaccinazioni nelle ULSS, oppure rivolgersi al proprio medico curante per vedere come fare, insomma. Ecco, l'importante è non abbassare mai la guardia, e quindi insomma anche quando ci sono i richiami da fare essere molto precisi, no dottoressa? Sì.
Sì, assolutamente. Nel momento in cui l'USL manda l'invito per una determinata vaccinazione è importante che che ci si presenti e che venga eseguita, si faccia somministrare la vaccinazione, perché sono calendarizzati dei richiami appositamente per consentire alle persone di essere protette sia individualmente ma anche come comunità, perché se noi andiamo ad abbassare la guardia ed abbassiamo la copertura vaccinale di determinate malattie come per esempio la poliomielite o la difterite, che sono pressoché scomparse sul nostro territorio, ma sono in agguato perché in realtà il virus o il batterio di queste malattie non è scomparso, non è stato completamente eliminato, è stata eliminata la malattia. Quindi se noi abbassiamo la guardia nei confronti delle vaccinazioni, questi germi possono riemergere e dare origine a delle nuove epidemie o dei cluster epidemici, no? Come è successo per esempio in Venezuela per la poliomielite, per la difterite, oppure in alcuni paesi con un assetto geopolitico molto labile, per cui nel momento di guerra o di disordine interno si abbandona la campagna vaccinale e si hanno dei casi per esempio di poliomielite. No? E ritornano insomma quelle malattie che non sentivamo magari nominare da molto, no? Sì. Sì, assolutamente, quindi è assolutamente importante fare i richiami, fare le vaccinazioni di base, sottoporsi alla vaccinazione, perché dopo l'acqua potabile la vaccinazione è sicuramente la scoperta più importante per il genere umano, che ha salvato la vita a miliardi di persone. Ecco, abbiamo fatto in questa puntata un excursus su quello che è il calendario vaccinale a partire dall'infanzia per poi parlare dell'adolescenza e dell'età adulta. Abbiamo parlato di sicurezza dei vaccini, un tema sul quale insomma soprattutto in questo ultimo anno si è dibattuto moltissimo, con tantissime notizie insomma che abbiamo sentito, molte delle quali anche fuorvianti, no dottoressa, come ad esempio quella del fatto che i vaccini siano pieni di metalli pesanti o di altre sostanze insomma sì, tutte concentrate in un vaccino. Allora, i metalli pesanti non ci sono, non esistono nei vaccini. Nel 2001 è stata emanata una circolare del Ministero della Salute in cui vietava l'utilizzo per i preparati diretti al consumo del genere umano di timerorsal, che era un sale di mercurio, che tra l'altro in Italia non veniva utilizzato, non c'erano in commercio in utilizzo vaccini contenenti il mercurio, ma c'era stata una grossa sollevazione da parte dei movimenti Novax internazionali, mondiali, e quindi era stata emanata questa norma che lo vieta completamente, anche se nei vaccini, soprattutto in America dove veniva utilizzato come adiuvante, in realtà la quantità che era stata utilizzata non era mai stato a livello tossico. I metalli che possono essere utilizzati come adiuvanti o come stabilizzatori dei vaccini attualmente in uso non sono quindi metalli pesanti, ma sono metalli cosiddetti leggeri, che quindi non comportano come metalli pesanti una attività di accumulo e quindi di aumento della tossicità. Ci può essere in alcuni vaccini la formaldeide, ma non è contenuta nel vaccino. La formaldeide viene utilizzata per purificare, per denaturare, disattivare alcuni germi che poi vengono utilizzati nei vaccini. Quindi in alcuni vaccini può permanere traccia di questa formaldeide, ma la formaldeide è presente anche in natura, viene anche prodotta dall'organismo umano, e quindi sicuramente quando noi andiamo a consumare degli alimenti ne consumiamo molto di più di quella che può essere la traccia presente nel vaccino, così come anche i sali di alluminio. I sali di alluminio, che comunque dicevo un metallo leggero e non un metallo pesante, non possono essere eliminati dai vaccini, perché costituiscono veramente un importante adiuvante per rinforzare l'azione dei vaccini, per renderli più efficaci.
le sali di alluminio costituiscono quello che viene comunemente conosciuto come l'allume, che è quei pezzetti di deodorante naturale che si trovano nei banchetti dei mercati biologici, che vengono utilizzati come deodorante naturale. Quindi questo fa pensare come sia diffuso in natura, come noi lo ingeriamo attraverso gli alimenti, come lo utilizziamo come deodorante, lo strofiniamo sul nostro corpo, e quindi le tracce, i microgrammi infinitesimali che possiamo trovare nei vaccini sono sicuramente non tossici per l'organismo umano. Siamo in chiusura, io ringrazio la dottoressa Maria Domenica Pedone, dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ULSS 2 Marca Trevigiana. Non l'abbiamo detto, ma la dottoressa è anche responsabile dell'unità operativa semplice di gestione e promozione delle vaccinazioni all'interno del distretto ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito. E grazie anche a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e al prossimo argomento. Arrivederci.